Buongiorno e ben ritrovati con la nostra prima edizione a tutti voi telespettatori di Antenna 3, anche oggi con voi per raccontarvi cosa accade nel nostro territorio. Ci sono tantissime notizie e tanti temi da approfondire. E subito però andiamo a Venezia, perché in una Venezia che, e poi lo rivedremo, sta aspettando con ansia e un livello alto di tensione gli anarchici che stando a quanto si sta organizzando sui social dovrebbero arrivare in massa domani a Venezia. Lo sapete, la manifestazione in solidarietà di Juan Sorroque, l'anarchico che mise le bombe alla K3 a Villorba, e ovviamente il tema di Alfredo Cospito che resta, diciamo, che aleggia su questa manifestazione. Ecco, dicevamo, in una Venezia in questa situazione torna la piaga dei cafoni, dei tuffi, e vi facciamo vedere un video che sta davvero facendo il giro del web e dei social in queste ore. L'ennesimo tuffo davvero sconsiderato in questo caso, non solo cafone ma anche molto pericoloso, di una persona che è salita su un alto palazzo. Siamo in zona San Pantalon a Venezia, e si è tuffato in un canale, tra la incredulità dei presenti in quel momento. Allora vediamo questo video. La mia posta. Oh, bye bye. You guys ready, yeah? No. No. Three. Piano mai. Ma da dove si è buttato? Dal tetto nostro? Ma come l'ha fatto arrivare? Davvero incredibile. Avete sentito anche la incredulità della signora che abita in quel palazzo e che ha detto come ha fatto ad arrivare fin lassù. C'è l'immediato commento con un tweet del sindaco Luigi Brugnaro. A questo soggetto dice: bisognerebbe dare un certificato di stupidità e un bel sacco di pedate. Stiamo cercando di identificarlo per denunciarlo. Lui e il suo compare sotto che faceva il video cretino per i social. Quindi questo è subito il commento di Brugnaro. Poi rivedremo e ricommenteremo questo video davvero incredibile. A proposito di acqua, Venezia ha avuto problemi con l'acqua e con i canali in secca qualche tempo fa, ma non era legato alla siccità quanto alla questione della marea. C'è invece il problema dell'emergenza siccità sempre più forte in tutto il Veneto, anche nella Marca trevigiana. E allora ci colleghiamo in diretta con la nostra Anna De Roberto, che si trova in un borgo della zona di Vittorio Veneto, dove appunto il problema è già arrivato. È così, Anna? Buongiorno. Sì, Nicola, buongiorno, eccoci. Allora siamo in compagnia di Alessandro e di Mario, vivono qui. Alessandro in realtà da un paio d'anni, Mario da sempre, da una vita, quindi è un problema che conoscono. Pensate che lo scorso anno loro non sono allacciati all'acquedotto, che è l'acquedotto di Vittorio Veneto, che è distante circa 1,2 chilometri da qui, da dove ci troviamo noi. Loro si allacciano delle sorgenti che sono qui alle spalle di Mattia Pizzaglia, che sta facendo le riprese. E nel caso di Alessandro, ad esempio, l'acqua della sorgente si è prosciugata la scorsa estate, quindi Alessandro è quasi un anno senza acqua. Sì, sono residente qua da poco, però a metà luglio dell'anno scorso sono rimasto senza acqua, perché allacciato alla sorgente che ho dietro casa ha smesso di buttare acqua, dovuta probabilmente alla siccità che l'anno scorso non ha mai piovuto, e niente, sono rimasto senza acqua e ho dovuto arrangiarmi. Dove prendi l'acqua? Alla fontana qua di Tarzo, che è a di Nogarolo, vicino alla vecchia scuola, per certe necessità. Per altre necessità mi arrangio in altre maniere.
Ecco, prima insomma dietro le quinte ci raccontava Alessandro che a volte la doccia la fa al lavoro, sì, proprio perché qui l'acqua non c'è. Prima siamo entrati nella sua cucina, ha aperto il rubinetto, l'acqua non usciva. Mario invece si allaccia ad un'altra sorgente che si sta prosciugando. Sì, quest'estate non era prosciugata del tutto, però non faceva il fabbisogno dell'abitazione, quindi anch'io ho rimediato con la fontana di Nogarolo. Dopo è iniziato, diciamo, verso settembre-ottobre a buttare qualcosa in più, però adesso la prospettiva non è delle più rosee. Anche perché siamo a primavera appena iniziata. Esatto, siamo appena iniziato la primavera e quando andremo avanti con la bella stagione, maggio-giugno, penso sia ancora peggio dell'anno scorso. Allora Nicola, il problema riguarda 8 famiglie. Qui alle nostre spalle a 600 metri c'è diciamo, l'acquedotto di Tarzo che serve quelle case che non so se riuscite a vedere alle mie spalle e un agriturismo. A 1,2 chilometri invece c'è l'acquedotto di Vittorio Veneto. Quindi immaginate che ci sono 8 famiglie che sono divise proprio al confine tra i comuni di Vittorio Veneto e Tarzo, ed è anche un po' questo il motivo per cui si deve decidere la soluzione migliore, quella più conveniente, ma ancora questa soluzione non è arrivata, nonostante siamo, come avete sottolineato voi, nelle colline patrimonio UNESCO. Sì, patrimonio UNESCO, noi del Prosecco, non chiediamo il Prosecco dentro i tubi perché non ci serve. Neanche la fibra. Neanche la fibra, chiediamo un diritto, non chiediamo un privilegio, semplicemente che venga finito un allacciamento che era stato iniziato all'epoca che l'acquedotto era ancora comunale e che adesso viene demandato a noi. L'anno scorso era stato chiesto un preventivo per fare un allacciamento e dal termine dell'acquedotto di Vittorio a casa mia, che è 1,2 chilometri circa, mi avevano chiesto 150.000 euro. E a spese mie, che sarebbe andato in gestione del fornitore dell'acqua, e se nel frattempo qualcuno poi si volesse allacciare all'acquedotto pagato da me, paga semplicemente l'allacciamento, 1.000-2.000 euro, ed è a posto. Ecco Nicola, in ultima battuta, il rischio qual è? Ce lo racconta Mario, che ha 2 figli che vorrebbero riaprire una stalla. Il rischio è che chi vuole fare un po' di impresa o quantomeno continuare a vivere qui in Borgo San Lorenzo possa volersene andare perché non c'è l'acqua. Certo, l'acqua è vita, se manca quella manca quasi tutto, manca tanto se manca l'acqua. Quindi dovremo risolvere questo problema. Quando è risolto una volta per sempre. Sono anni che e adesso siamo arrivati, diciamo, penso al nocciolo. Quindi sarebbe un lieto fine darci una mano e con i tecnici eccetera vedere come poter risolvere il problema. Non è la spesa di 150.000 euro a uno solo, è una cosa collettiva, quindi dobbiamo gestirla in maniera collettiva. Questo è quello che penso io e penso sia una cosa più sensata da fare. Ecco, un altro dei tanti risvolti, no, della siccità che sta colpendo il nostro territorio e lo sta facendo praticamente alle porte della primavera. Qui non manca l'acqua per irrigare i campi, manca proprio l'acqua per lavarsi, manca l'acqua per bere, manca l'acqua di prima necessità. Ecco Nicola, da Vittorio Veneto con le richieste dei residenti del quartiere di Borgo San Lorenzo è tutto. Grazie davvero Anna De Roberto, ai tuoi ospiti, anche a Mattia Pizzaia. Noi torneremo a parlare di siccità poi con i nostri ospiti nella parte politica della nostra prima edizione. Adesso però torniamo alla cronaca. I resti umani ritrovati nel fiume Astico a Piovene Rocchette potrebbero appartenere a un pensionato della zona scomparso, pensate, ben 2 anni fa. Piovene Rocchette. I resti umani rinvenuti sul fiume Astico da un pescatore potrebbero appartenere a Pietro Comparin, il pensionato di 79 anni scomparso nel maggio del 2021. Tra le ossa ritrovate nei pressi della diga sotto il ponte Sant'Agata, la squadra di soccorso alpino ha ritrovato anche brandelli di tessuto che potrebbero ricondurre all'abbigliamento dell'uomo che si era allontanato in direzione del Monte Sommano. Una quarantina di soccorritori, coadiuvati da un elicottero e 4 unità cinofile, avevano battuto la zona del fiume e lungo il sentiero del Trenino senza successo. I familiari avevano lanciato l'allarme anche sui social, ma dopo 2 settimane le ricerche erano state sospese.
Ora invece, a quasi 2 anni di distanza, solo gli esami autoptici potrebbero chiudere ufficialmente il caso con questo triste epilogo, attribuendo identità e la data della morte del corpo ritrovato. Ancora la cronaca, un accoltellamento, un'aggressione, la violenza tra spacciatori ieri sera in stazione a Padova nell'ora di punta davanti ai pendolari. L'aggressione ieri sera davanti alla stazione. Un tunisino è stato ferito da una coltellata durante una lite con altri stranieri. L'aggressore, dopo aver colpito l'uomo, è scappato. All'origine dell'accoltellamento forse un regolamento di conti per questioni legate allo spaccio di droga nell'area attorno allo snodo ferroviario. Il tunisino accoltellato è stato soccorso dal suo M118 e portato in ospedale. Non è in pericolo di vita. La rissa è stata notata da molti pendolari che a quell'ora affollano la stazione per prendere i treni o in arrivo in città. Sul posto la polizia per ricostruire la dinamica della lite e cercare di individuare l'aggressore. Torneremo alla cronaca fra poco per parlare di sicurezza e di giustizia, ma prima rivediamo il tema dell'autonomia con la firma di ieri del Capo dello Stato sul disegno di legge Calderoli e quindi la partita che torna in Parlamento, dove però già si preannuncia battaglia. Può approdare in Parlamento il disegno di legge sull'autonomia. Con la firma del Presidente della Repubblica, infatti, si fa un nuovo passo in avanti nell'iter avviato in Consiglio dei Ministri da Roberto Calderoli. Ora la partita passa nelle mani di deputati e senatori, con tutte le variabili del caso, segreterie di partito, ma anche forse e soprattutto rivendicazioni dei territori. Insomma, l'eterna lotta sud contro nord, in parte già in corso. Abbiamo fatto un altro passo verso questa scalata, verso la cima, verso questo diritto per i veneti, per il territorio veneto. Però come sempre abbiamo visto che c'è stata una forte resistenza, in particolare da alcune regioni del sud, dove ancora una volta si era lavata la voce di bloccare questo processo. Avevano chiesto al presidente Mattarella di non firmare, perché secondo qualcuno il processo non era costituzionale. Invece il presidente Mattarella, firmandolo, ha certificato che la nostra richiesta di autonomia portata avanti dalla regione Veneto e dalle altre regioni è assolutamente costituzionale e perciò andrà avanti. Di una firma rapida ha parlato Calderoli, ringraziando Mattarella. Di nuova tappa in linea con la Costituzione il presidente della regione Luca Zaia. Passaggio scontato e formale quello della firma, fa intendere invece il Partito Democratico. Il Capo dello Stato ha ratificato anche il disegno di legge per la riforma fiscale. Per i Dem i nodi presto verranno al pettine. Vedremo anche quando il provvedimento arriverà in Parlamento cosa succederà. Io ho l'impressione che i contrasti all'interno della maggioranza verranno fuori. Noi abbiamo una posizione chiara: l'autonomia si può realizzare con alcuni principi fondamentali: l'unità del paese, i LEP, l'eliminazione della spesa storica e la necessità di garantire l'uguaglianza a tutti i cittadini. Un'altra notizia che arriva dall'ANSA: dopo un percorso durato oltre 2 anni è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia per la Coesione Territoriale il decreto del Presidente del Consiglio che istituisce la zona logistica semplificata per il Veneto, la cosiddetta ZLS. Lo annuncia il Presidente della Regione Veneto in una nota, Luca Zaia, definendo la firma un risultato al quale abbiamo lavorato da tempo, che ora apre una nuova prospettiva per questo territorio della nostra regione. La legge, oltre a prevedere benefici fiscali, altre agevolazioni e semplificazioni in favore delle imprese già esistenti e di nuova istituzione che operino nella zona logistica semplificata, prevede che possano fruire del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi. Possono beneficiare del credito d'imposta le imprese che effettuano investimenti in strutture produttive ubicate nelle aree della ZLS, ammissibile agli aiuti a finalità regionale nella misura massima del 20% per le piccole imprese, del 15% per le medie e del 10% per le grandi. Quindi una prospettiva nuova che si apre per il porto di Venezia e per il Rodigino, quindi la nascita ufficiale della ZLS, la zona logistica semplificata. La prima in Italia è quella del Veneto. Anche questo è un tema economico importante che tratteremo. Torniamo però alla cronaca con 2 sequestri della Guardia di Finanza. La prima riguarda davvero tantissimi prodotti di bigiotteria. Siamo a Padova.
Avevano tutti l'etichetta nickel free, ma nessun certificato che ne attestasse la reale assenza. Gli articoli di bigiotteria sequestrati dai baschi verdi del gruppo della Guardia di Finanza di Padova in un'azienda della zona industriale. Durante gli accertamenti i militari hanno potuto constatare che le etichette erano state apposte in modo arbitrario direttamente dal rivenditore e senza effettuare i test previsti dalla legge. Per questo è scattato il primo sequestro di 3.800 prodotti presenti nel magazzino. Da Padova le fiamme gialle sono risalite all'importatore che opera nella provincia di Milano, dove sono stati posti sigilli a un altro milione di articoli. Per i 2 imprenditori controllati sono scattate le denunce per frode in commercio. Anche la società milanese è stata segnalata all'autorità giudiziaria. Dalla bigiotteria a guanti irregolari, in questo caso il sequestro avviene a Treviso. Aveva attraversato la frontiera di Gorizia ed era diretto ad un'azienda importatrice con sede legale a Roma, ma il furgone è stato fermato dagli uomini della Guardia di Finanza di Treviso al casello autostradale a Mogliano Veneto. Sequestrati 2.700 paia di guanti antincendio contraddistinti da segni tali da far credere che fossero stati realizzati in Italia e non in Romania, paese dove sono avvenute in realtà le lavorazioni sostanziali prevalenti. In pratica i guanti, già confezionati e pronti per la vendita, nelle etichette interne e nelle note informative a corredo riportavano esclusivamente il nome della società importatrice, di cui veniva anche indicato l'indirizzo con bene in evidenza la parola Italia. È stato proprio il conducente a riferire agli uomini della Guardia di Finanza di trasportare guanti per addetti antincendio realizzati da un'impresa tessile rumena, dove li aveva caricati per conto della società italiana committente. L'amministratore dell'azienda è stato perciò denunciato dalla Procura di Treviso per il reato di fallace indicazione di origine italiana, mentre la società è stata segnalata per responsabilità amministrativa. L'impresa romana, dopo la convalida del sequestro e a seguito di specifica autorizzazione dell'autorità giudiziaria, ha posto nuove etichette riportanti questa volta il nome dell'azienda rumena e la Romania quale luogo di confezionamento. A Padova la procura chiede l'archiviazione per gli agenti denunciati dal 17enne che era stato fermato, lo ricorderete, per un controllo antidroga lo scorso dicembre a Montà, ma il legale della famiglia del ragazzo annuncia che si opporrà alla decisione. Per il pubblico ministero l'inchiesta va chiusa senza accuse per i poliziotti denunciati dalla famiglia del 17enne che a dicembre era stato controllato insieme ad un amico dai 2 agenti in Borghese in un servizio antidroga nel quartiere di Montà, dove era stata segnalata la presenza di spacciatori. La procura ha chiesto l'archiviazione per gli agenti denunciati per abuso d'ufficio, lesioni e calunnia. L'avvocato del 17enne ribadisce che il ragazzo, fosse scambiato per uno spacciatore, era molto spaventato e per questo avrebbe reagito. Ovviamente, insomma, non era certo quello che si aspettava la famiglia. Abbiamo preso atto della richiesta di archiviazione, adesso abbiamo già preso appuntamento in tribunale per fare copia degli atti, leggeremo appunto le indagini che sono state compiute e poi ovviamente se ci saranno gli estremi è nostra intenzione presentare opposizione alla richiesta di archiviazione. Il 17enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale perché un poliziotto ha riportato 41 giorni di prognosi per la rottura della spalla, mentre il ragazzo, anche lui ferito con alcune scoriazioni su mani e volto, è stato riaccompagnato a casa dagli agenti. Il ragazzo non sta bene e adesso è seguito un supporto psicologico che inizialmente aveva anche, non aveva accettato e finalmente si è deciso ad accettare e è speranzoso ovviamente nella giustizia che venga riconosciuto quello che ha patito e anche lui vive giorno per giorno questa situazione unitamente alla famiglia. La famiglia intanto si incontrerà nei prossimi giorni con la senatrice Ilaria Cucchi che con la sua associazione si occupa di casi che riguardano i rapporti fra cittadini e forze dell'ordine. Un'altra archiviazione, il tribunale che archivia l'inchiesta sulla morte di Henry Amadassoun, lo studente trovato morto nelle acque del Brenta a settembre 2021.
2 richieste di indagare, 2 archiviazioni. Dopo la procura, anche il GUP del Tribunale di Padova ha deciso l'archiviazione dell'inchiesta aperta sulla morte di Henri Amadassoun, lo studente diciottenne trovato senza vita nelle acque del Brenta a settembre 2021. Una morte volontaria per gli inquirenti a cui la famiglia ha continuato a non credere, da qui la richiesta di riaprire il caso a maggio scorso. Risentiti tutti i possibili attori della vicenda, i vigili del fuoco, il medico legale, gli amici del diciottenne, le indagini hanno portato di nuovo all'archiviazione. Il corpo senza vita di Henri Amadassoun era stato recuperato nelle acque del fiume Brenta all'altezza della passerella che collega Cadoneghe a Torre, quartiere di Padova, dopo 2 giorni dalla scomparsa, il 20 settembre 2021. Adesso torniamo a parliamo di giustizia, parliamo di polemiche, la scarcerazione del bengalese che poi il giorno stesso ha aggredito con una roncola il volontario della Caritas, l'abbiamo raccontato proprio in diretta ieri, è un tema che resta molto forte, quello della giustizia, e allora sentiamo le parole del capo della Procura di Treviso, Marco Martani, intervistato da Lina Paronetto, con la Procura che dice doveva restare in carcere. In sede di convalida dell'arresto, la Procura della Repubblica di Treviso aveva chiesto che rimanesse in carcere il 35enne bengalese arrestato per aver tentato di rapinare l'Internet Point di via Zenson di Piave. Lo sottolinea lo stesso procuratore Marco Martani commentando l'aggressione al volontario Caritas che rende evidente a tutti la pericolosità dello straniero. Il GIP aveva scelto una misura più blanda, rimettendo in libertà l'individuo e attirandosi, al di là delle valutazioni giuridiche, lo stupore e l'indignazione dell'opinione pubblica e della politica. L'unica cosa che posso dire è che la legge non ha degli automatismi, in certi casi, dà dei margini di discrezionalità agli operatori, al pubblico ministero e ai giudici che possono essere utilizzati per prendere misure più o meno severe a seconda di quelle che si ritengono le misure indispensabili nel caso concreto. È fisiologico che ci siano delle divergenze anche di valutazione, quindi di più non posso dire. Il messaggio è chiaro, ma quello che conta ora negli uffici di Palazzo di Giustizia è agire alla luce del nuovo episodio di violenza da parte del 35enne. Certamente in sede di convalida anche stavolta si terrà conto di tutto il complesso della condotta, anche di quella antecedente all'arresto, e per quanto riguarda il reato di tentata rapina all'Internet Point sarà possibile richiedere un aggravamento della misura che era in atto, quindi di ritornare dall'obbligo di dimora anche alla custodia in carcere per quella tentata rapina. Questo si vedrà nei prossimi giorni. Insomma, il mio ufficio chiaramente si adopererà perché vengano prese le misure necessarie per contrastare un'evidente pericolosità sociale che è collegata a un'incapacità di autocontrollo. Ecco. Ovviamente un tema che irrompe nella campagna elettorale Treviso al voto 14 e 15 di maggio, allora le reazioni della politica. Se la politica si era sollevata di fronte alla scarcerazione del 35enne bengalese dopo la tentata rapina in via Zenson, la conferma della sua pericolosità scatena le reazioni del primo cittadino uscente e degli altri candidati a sindaco di Treviso. Io sto dalla parte dei cittadini che si chiedono il perché delle cose, perché questa persona era ancora in libertà nonostante quello che aveva combinato, ma soprattutto oggi siamo qui a contare anche 2 feriti e quindi la domanda che i cittadini si pongono è: ma cosa deve fare uno in Italia per finire in galera? Un sindaco in questo contesto può esprimere solo rabbia e impotenza, commenta il candidato del terzo polo Nicolò Rocco, esprimendo solidarietà all'operatore Caritas aggredito e alla gente rimasto contuso. Il territorio può lavorare sulle reti di prevenzione, ma esiste un limite oltre il quale ci si può solo affidare allo Stato e alla giustizia. Dal centro-sinistra Giorgio De Nardi invece non la fa passare liscia a Mario Conte. Il sindaco ha il suo potere, il ministro della giustizia è Nordio, che è amico fondamentalmente trevigiano, quindi è amico della giunta attuale,
E quindi onestamente Conte, visto che ha scritto ai ministri per la questione dei giovani, che scriva di nuovo e che si faccia risolvere il problema del suo governo. Va anche oltre Maurizio Mestriner, candidato sindaco di Movimento 5 Stelle e Unione Popolare. Spaccio, aggressioni, violenze portano a un'escalation di criminalità e insicurezza non più tollerabile a Treviso, dice. Un fallimento dell'amministrazione comunale che grida un cambio di vertice alla gestione della nostra città. Focalizza invece l'attenzione sul bengalese violento, sulla persona Ugo Moro, candidato sindaco del Partito Comunista. Non possiamo pensare che il carcere sia la risoluzione di tutti i problemi, afferma. Prima o poi questa persona uscirà e che futuro avrà? Quanti di questi episodi commessi da persone che hanno problemi psichici e che non hanno lavoro? Si domanda infine. Tutto questo mentre la Corte, il Consiglio europeo a Strasburgo dice le carceri italiane sono violente e sovraffollate, si chiede di nuovo la revisione dell'isolamento diurno e il riesame del 41 bis. Violenze e intimidazioni tra detenuti e un sovraffollamento in tutti gli istituti di pena che arriva al 152% nel caso limite della prigione di Monza, è quanto denuncia il CPT, l'organo antitortura del Consiglio d'Europa, nel rapporto basato sulla visita condotta un anno fa, in cui torna a domandare anche l'abolizione dell'isolamento diurno e il riesame della gestione dei detenuti sottoposti al regime 41 bis. Questo è il tema che viene dall'Europa, il tema della giustizia, e irrompe anche la polemica sulle madri, le donne incinte in carcere, il caso delle borseggiatrici di cui si parla in queste ore con l'emendamento della Lega. Lo scontro politico è proprio in queste ore in Veneto il sottosegretario alla giustizia padovano Andrea Ostellari, senatore della Lega, che ha parlato di questo a Padova. Ha parlato anche poi delle coppie gay, dei figli delle coppie gay e del caso della stop alla registrazione per le famiglie, per le coppie omogenitoriali. Allora sentiamo proprio Ostellari partendo dal caso borseggiatrici, le madri in carcere. La nostra proposta era stata accolta attraverso un emendamento che era stato formulato con il consenso di tutto il centrodestra. Il PD ha scelto l'impunità per le borseggiatrici madri e secondo noi ha scelto di stare dalla parte sbagliata ancora una volta. Quindi adesso abbiamo, noi come Lega, depositato già un testo di legge per dare risposta agli italiani in tema di sicurezza. Il sottosegretario ha poi precisato che i figli delle detenute incinta non verranno separati dalle madri che sconteranno la pena in case famiglia, non in carcere. Non ci sono separazioni di bambini o sottrazione dei bambini rispetto alle madri che ovviamente andranno nelle strutture che non si chiamano carceri, si chiamano case famiglia, luoghi di assistenza e nei casi più drammatici relativi a ipotesi diciamo di recidive reiterate specifiche, quindi di gravità, insomma di pericolosità, ecco, solo in quei casi saranno applicate misure di detenzione però attenuata, quindi con massima attenzione a tutto quello che concerne ovviamente il diritto del bambino. Sul tema dei diritti dei bambini, Ostellari ha poi commentato le posizioni del sindaco Giordani sulla questione della registrazione anagrafica dei figli delle coppie omogenitoriali. Non usare i bambini per battaglie ideologiche. Ci sono delle regole e queste regole vanno rispettate da parte di tutti e noi chiediamo il rispetto. Penso che non ci sono e non ci debbono essere amministratori che si considerano illuminati rispetto ad altri. E quindi le regole valgono per tutti, anche per gli amministratori di Padova. Il sindaco di Padova aveva esortato il Parlamento a colmare il vuoto legislativo che riguarda la registrazione dei figli delle coppie formate da due papà. Ostellari risponde così. Non ci sono vuoti legislativi e credo non dobbiamo creare corsie diverse o privilegiate per le coppie omogenitoriali. A Treviso però c'è un sindaco leghista, Mario Conte, le cui aperture sulla vicenda, pur nel rispetto della legge, portano addirittura la comunità LGBT ad applaudire il suo operato. Sentiamo. Sono molto felice delle dichiarazioni che ha reso Mario Conte e parliamoci chiaro, è la scoperta dell'acqua calda, cioè le famiglie omogenitoriali sono discriminate
però che a dirlo sia un sindaco della Lega, capiamo che insomma è un passo avanti, io lo definirei così. Le prime dichiarazioni in materia erano state fatte ai nostri microfoni, da lì la nascita di un vero e proprio caso nazionale con Mario Conte, sindaco leghista di Treviso, portato a esempio dalla comunità LGBT come simbolo di inclusione e contrapposto a Salvini. Non ci sono figli di serie A e di serie B, aveva detto Conte, che poi ha comunque specificato di volersi attenere alle leggi. L'Anci Veneto, presieduta proprio dal primo cittadino trevigiano, starebbe preparando a tal proposito un vademecum, una questione complessa collegata solo in parte alla gestazione per altri. Si continua a mettere in mezzo la maternità surrogata o la cosiddetta gestazione per altri, ma ci dimentichiamo sempre che le statistiche dicono che sono 8 coppie su 10 sono eterosessuali che ricorrono alla gestazione per altri. Quindi quando si parla di gestazione per altri per spostare il dibattito e creare, tra virgolette, l'allarmismo rispetto a una pratica che non piace a molte persone, in realtà lo si sta facendo a danno di tutti gli altri che invece sono nati per esempio con la procreazione medicalmente assistita eterologa fatta all'estero. Insomma, la realtà è variegata, tante famiglie cambiano anche nel tempo. Come ci sono le famiglie ricomposte, capita spessissimo che ci siano famiglie che si creano perché da una precedente relazione ho avuto un figlio o una figlia e poi inizio una relazione con una persona dello stesso sesso e quel minore cresce in quella famiglia. Cioè di fatto si viene a creare un rapporto di genitorialità anche con il compagno o la compagna del genitore dello stesso sesso. Torniamo a parlare di giustizia. Abbiamo visto il senatore Ostellari a Padova, l'intervista raccolta da Valentina Vesentini, il tema delle madri borseggiatrici in carcere, ma anche dei figli delle coppie gay. È in Veneto, nel suo Veneto, il senatore padovano Ostellari come sottosegretario della giustizia e stasera sarà a Bassano nel tardo pomeriggio per tornare a parlare della riapertura del tribunale, attesissima. E allora ci colleghiamo proprio con Bassano del Grappa, la nostra Sharon Di Carlo, per l'attesa dell'arrivo di Ostellari e questa apertura che è sul traguardo ormai. Sharon, a te. Sì, buongiorno a tutti i telespettatori. Mancano davvero pochissime ore all'arrivo del sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari qui a Bassano del Grappa. Una data storica, lo vedete, siamo davanti al tribunale di Via Marinali, un tribunale chiuso dal 2012, un tribunale che tra poco potrà diventare l'8º tribunale del Veneto, il tribunale della Pedemontana, e ripercorriamo insieme all'avvocato Maiolino questi anni. Come è andata? Allora, sì, diciamo, il tribunale qua di Bassano è un tribunale che è stato chiuso nel 2012. C'era il governo Monti e aveva, diciamo, l'incarico di cercare di ridurre tutte quante le spese, e in questa spending review si è inserita anche la geografia giudiziaria. C'è stata una riforma e nell'ambito di questa riforma sono stati chiusi 30 tribunali, oltre a tantissime sezioni distaccate di tribunale e a parecchi anche uffici del giudice di pace. Il tribunale di Bassano funzionava molto bene, era molto efficiente, ciò nonostante è stato chiuso. Gli uffici sono stati... Cosa ha comportato questa chiusura? Diciamo, la città di Bassano e tutto il circondario di quello che era il tribunale di Bassano ha perso la possibilità di avere un presidio di giustizia vicino. Tutto è stato accorpato a Vicenza e quindi Vicenza ha dall'oggi al domani incominciato a funzionare sia per quello che era il carico di lavoro di Vicenza come capoluogo e sia contemporaneamente anche come carico di lavoro che aveva Bassano del Grappa e anche la sezione distaccata di Schio, che è stata sempre in quel momento chiusa. Quindi praticamente Vicenza nel giro di poco tempo si è trovata con gli stessi giudici di prima ad avere un carico di lavoro doppio praticamente. Tutto ciò ha determinato per parecchi anni un'inefficienza incredibile. Le cause in tutto questo periodo sono durate anche per 7-8 anni solo di primo grado, senza contare l'appello e il resto.
Ora si è un po' sistemato, però resta sempre una debolezza di fondo che non è semplicemente di Vicenza, ma un po' di tutti gli uffici giudiziari del Veneto. Un tribunale che non solo riaprirà probabilmente, ma diventerà anche centro della Pedemontana. Sì, questo è il nostro progetto. All'indomani della chiusura del tribunale, noi abbiamo pensato di difendere il Tribunale di Bassano e quindi di chiederne la mera riapertura. Ma poi abbiamo capito che questo non si poteva fare. Diciamo, gente più illuminata di noi ci ha suggerito di guardare anche a quelli che sono i principi della CPEI. La CPEI è una commissione europea creata apposta per verificare l'efficienza della giustizia. E tra le indicazioni che dava già nel 2013 erano, primo, che si dovesse valutare la opportunità che tutti gli uffici giudiziari consentissero l'equidistanza da parte di tutti i cittadini nell'ambito del circondario. Mentre nel caso di Vicenza, per esempio, per tutti i cittadini dell'altopiano questa equidistanza non c'è, perché ci vuole parecchio tempo per una persona dell'altopiano che non ha un veicolo proprio per andare nella sede di tribunale. Un'altra delle indicazioni che dava la CPEI nel 2013 è quella a livello veneto, nel senso che il Veneto, quando incominciano le piante organiche dei magistrati, cioè negli anni 40, così, è una regione prevalentemente agricola e quindi il numero dei giudici è molto modesto perché proporzionato ad una regione agricola. Dal 40 e oggi il Veneto si è trasformato ed è diventato la seconda regione italiana quanto a numero di imprese e quindi quanto a produzione. Le cose sono cambiate? Le cose sono cambiate nella realtà, ma il numero dei giudici è sempre rimasto il più basso. Noi tra le prime 10 regioni d'Italia per numero di imprese e numero di popolazione siamo gli ultimi come numero di giudici. E qual è il problema? Quindi se si vuole migliorare la giustizia all'interno del Veneto perché lo merita, perché produce quale seconda regione italiana, occorre inserire un certo numero di giudici aggiuntivi. Però si pone il problema di dove collocarli fisicamente questi giudici aggiuntivi. E allora ecco perché il Tribunale della Pedemontana, perché i palazzi di giustizia di Treviso, Vicenza e Padova sono stati progettati e realizzati quando ancora il Tribunale serviva il solo capoluogo. E quindi il carico dei giudici era quello del solo capoluogo, ma poi sono state chiuse le sezioni distaccate e quindi Treviso ha ereditato Castelfranco, Montebelluna e Conegliano Veneto, Vicenza, Bassano e Schio. Tutto questo ha praticamente raddoppiato il carico di lavoro e quindi reso difficoltoso il collocamento di nuovi magistrati all'interno di questi palazzi di giustizia. Per esempio, a Treviso gli ufficiali giudiziari sono stati trasferiti su altra sede in affitto assieme anche al giudice di pace perché nel palazzo non ci stanno. Padova il giudice di pace è fuori il palazzo e Vicenza riesce, diciamo, a gestire le cose perché utilizza la vecchia sede di Santa Corona quale archivio, primo, e secondo perché ha cominciato a dividere a metà le stanze dei giudici, ma più di così non si può fare. Mentre l'idea del progetto del Tribunale della Pedemontana è di scorporare da questi 3 tribunali vicini parte del territorio e parte di popolazione per creare il nuovo Tribunale della Pedemontana con un bacino di circa 500.000 abitanti e quindi contemporaneamente consente l'inserimento nella parte più produttiva del Veneto di almeno 30 giudici, migliorando l'efficienza di Bassano e contemporaneamente anche diminuendo l'estensione degli altri e mantenendo lì lo stesso numero di giudici, velocizzandoli ed efficientandoli ulteriormente. Dopo questo pomeriggio ne sapremo di più. Intanto ringrazio l'avvocato Maiolino. Da Bassano è tutto, vi restituisco la linea. Grazie a Sharon Di Carlo e all'avvocato. Allora noi andiamo velocemente in pubblicità, poi al rientro restate con noi, abbiamo un ospite davvero speciale qui in diretta.
Rieccoci in studio in diretta alla nostra prima edizione. Lo dicevamo prima della pubblicità, abbiamo un ospite speciale, la ringraziamo per essere qui con noi, ci racconterà un po' della sua nuova vita e anche di un'importante manifestazione che si tiene domani a Mira. Grazie per essere con noi a Giulia Schiff. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, la conoscete tutti perché l'abbiamo raccontato sulla sua storia tante volte. Pilota di Mira, ex militare dell'aeronautica, il caso di nonnismo, peraltro in questi giorni si è tornato a parlarne per il processo a Latina e si è rivisto anche quel video, insomma, che fa male ancora, immagino, dell'inchiesta, ma poi la scelta di andare a combattere in Ucraina e poi di creare un'associazione benefica, l'amore trovato in Ucraina, sì. Insomma tante cose che ci può raccontare, a partire però da una manifestazione che si tiene domani proprio per la pace. Cosa si tiene domani a Mira? Ecco, nel cuore del Veneto, nella mia città di origine, ho deciso di organizzare una manifestazione per la pace, patrocinata appunto dal comune di Mira. Sarà domani dalle 3 alle 5. Siamo ancora in agitazione perché ci sarà un bellissimo spettacolo fatto in collaborazione con gli ucraini, specialmente degli attori che poi reciteranno anche delle poesie di Malved Ucraina, un'associazione veronese. La manifestazione l'ho organizzata con la mia organizzazione di beneficenza ucraina, Cloud Walker, e in collaborazione con il supporto della Rondine APS, che è di Mestre, quindi abbiamo fatto tutto in casa. Ecco, facciamo vedere, lo faccio ad uso e consumo dei telespettatori, ecco, questo è il manifesto lo faccio vedere qui, ecco, non lo so se si riesce a vedere, di questa manifestazione, diciamo, dalle 3 alle 5 sì. A Mira, dove esattamente? Davanti al comune, davanti in al Piazza comune, 9 Martiri. Eccolo qua, manifestazione per la pace in Ucraina. Allora, quanto è importante parlare di pace, perché la guerra ormai è un anno e oltre di guerra, rischia di restare un po', anche se le notizie restano sempre in primo piano, di restare un po' sullo sfondo. Quanto è importante parlare di pace? È importantissimo anche perché la guerra ha stancato tutti quanti, sicuramente gli italiani, ma gli ucraini non l'hanno mai voluta, non l'hanno mai cercata, e loro vorrebbero solamente tornare al loro stato di paese libero, democratico e felice. Infatti domani l'obiettivo è quello soprattutto di far conoscere agli italiani quella che è la cultura ucraina. Ci sarà un bellissimo razzo di Sebastiano Furlotti dedicato alla pace in Ucraina, appunto, e si ascolterà musica, si parlerà di storia, di attualità, e sarà un grandissimo onore comunque per noi anche raccogliere in loco aiuti umanitari per i civili nelle zone calde di Kherson, che verranno trasportati in Ucraina grazie al supporto della Rondine APS. Allora, riavvolgiamo un attimo il nastro. Voglio parlare con te dell'Ucraina. Ovviamente non posso non accennare alla questione dell'aeronautica, visto che in questi giorni tu sei stata a Latina per il processo. Allora, quanto ha fatto male rivedere quelle scene che fra poco rivediamo, e davvero vuoi voltare pagina, ma quanto rivedere quelle scene ti ha fatto male? Beh, è stato estenuante perché ci sono 2 video, non è uno solo, il battesimo dura oltre 10 minuti, quindi rivedere il primo video dall'inizio del battesimo fino a circa metà, e poi anche il secondo video sempre da circa metà fino alla fine, fermandolo ogni pochi secondi per far trasparire quelle che sono alla fine le mie urla di dolore, e io stessa che imploravo di fermarsi, oltre al fatto che mi dimenavo effettivamente. È stato una cosa che mi ha fatto soffrire molto. Io personalmente non riguardo quel video tutti i giorni e cerco di evitarlo, e rivederlo per me è stato molto doloroso.
Ecco, durante tutto questo periodo, prima poi della tua scelta, come ti sei sentita, insomma, perché poi ci furono anche numerose critiche nei tuoi confronti, no? Sì, hanno cercato con una macchina del fango anche, a mio avviso, supportata non solo dalla controparte ma anche dalla Forza Armata stessa. Infatti l'Avvocatura dello Stato ha presentato quel famoso controvideo che avevano cercato di usare contro di me. È stato una sottospecie di guerra psicologica, perché comunque io ho subito tanto, ho sofferto tanto, però io sapevo, insomma, che io avevo la coscienza pulita, ero dalla parte del giusto, e quindi anche in merito a vittimizzazione secondaria ho sofferto, ma ero ero tranquilla che io prima o poi avrei avuto giustizia, perché è un dato di fatto che, insomma, i video parlano chiaro. Tu ti senti e resterai per sempre pilota? Certamente, ho pilotato droni in Ucraina, io comunque ho anche il brevetto civile di pilota di volo a vela, e sicuramente nel futuro farò anche altri brevetti. Dopo la mia espulsione comunque mi sono anche data al paracadutismo, perché comunque il cielo io lo amo in tutte le sue sfaccettature. E sicuramente non chiudo le porte a quel percorso lì, però adesso il mio sogno è cambiato, ha portato parte del sogno precedente al seguito, perché comunque il mio sogno comunque come pilota, non solo pilota di velivolo ma anche dell'aeronautica militare, era quello di aiutare il prossimo e di essere al servizio delle persone in difficoltà. Però adesso abbiamo grandi progetti con Cloud Walker, l'organizzazione e fondazione di beneficenza mia e di Victor, di aprire un orfanotrofio in Ucraina, che sicuramente è molto un obiettivo a lungo termine, però al momento stiamo già lavorando e mettendo in piedi un ospedale, una sorta di clinica su ruote per medevacuazione. Abbiamo una parte dedicata alla stomatologia e una parte al primo soccorso, per andare direttamente il più vicino possibile al fronte e soccorrere chi ne ha bisogno. Allora, adesso parliamo proprio di questo. Ci sono anche poi tutte le immagini di te, insomma, in Ucraina. Allora, quando è scattata l'idea di andare in Ucraina e tu per quanti mesi sei stato di fatto una combattente? Io ho chiuso il contratto subito dopo il mio rientro a ottobre in Italia per ferie. Quindi per 6 mesi, di più di 6 mesi? Da marzo a ottobre. Quindi Victor mi ha chiesto per piacere di interrompere. Victor, lo ricordiamo, è tuo marito, eccolo sì, qua. Esatto. Eccolo qua. Lo hai sposato in Ucraina e adesso poi parliamo anche del... Al 7 maggio in Italia. Ecco, il 7 maggio le nozze in Italia. Sì, al castello Bevilacqua, e siamo contentissimi. Tra l'altro non so ancora se posso dirlo, però la persona che celebrerà il matrimonio civile, comunque simbolico, insomma, sarà una persona che, di un certo livello che si è offerta, e noi siamo estremamente onorati. Adesso lasciamo un po' di suspense, perché non so se posso dirlo. 7 maggio, dunque 7 maggio sì, vi sposate qui, a Bevilacqua. quindi nel veronese, vi sposate qui dopo esservi sposati in Ucraina. Sì, allora, sì. ritorniamo indietro. Però l'abito bianco era doveroso, prima o certo, poi. certo, perché tu ti sei sposata, diciamo, lì in Ucraina, in Sì, condizioni... in divisa. Esatto, in divisa, in condizioni certo non facili, ma il sogno un po' di tutti è l'abito bianco, indubbiamente. Allora, ritorniamo indietro, marzo 2022, la tua scelta. Come è stata recepita anche in famiglia? Perché certamente in una situazione del genere di grande pericolosità non deve essere stato facile accettare questa scelta. Certamente. Allora, dalla parte di mia madre, che mi ha anche accompagnato lei stessa al pullman, che io affermavo di essere un pullman che andava in Ucraina e che avrei poi lasciato per svolgere delle attività umanitarie, di volontariato, eccetera. Mi ha accompagnato fino a Leopoli, e poi con altri diversi passaggi sono arrivata fino a Kiev, alla Legione Internazionale dell'Intelligence. Lei ha capito subito, nel momento in cui i bagagli erano militari, c'erano uniformi, che
non era una situazione, la situazione che si prospettava un po' più tranquilla. È stata fin dall'inizio contraria, anche perché lei è molto pacifista e non che io non lo sia, però purtroppo bisogna anche avere il diritto a difendersi, a tutelarsi, e questo è anche quello che io vorrei promuovere. Ha avuto, diciamo, un po' di tempo per cercare di capire che io non andavo a combattere con i nazisti, perché in Ucraina nazisti non ce ne sono tutte bufale e ci sono sicuramente degli elementi qua e là, però l'Ucraina è un paese estremamente aperto, estremamente occidentalizzato, e quello che è stato scambiato per nazismo non è altro che patriottismo. Io penso che forse la gente ha fatto fatica a comprenderlo, perché noi il patriottismo che hanno gli ucraini lo vediamo forse ai mondiali di calcio. Questo è un grandissimo motivo per cui stimo estremamente gli ucraini, per il loro amore per la patria, per la loro cultura, l'arte e tutto quello che ne viene dietro. Qual è stato il momento peggiore nella fase dei combattimenti? Allora, non c'è, sicuramente tutto il periodo è stato un momento critico, sicuramente all'inizio, quando Kiev era quasi circondata, però soprattutto nel periodo della controffensiva di Kharkiv è stata molto dura, perché giustamente spingendosi andava a incontrare comunque i russi man mano che l'avanzata procedeva. Sì, è vero che l'esercito, scusatemi, russo ha avuto anche un momento di debolezza, però soprattutto con il rafforzamento, diciamo, delle truppe, con nuove reclute dell'esercito della Federazione Russa, poi comunque è stato un momento critico. Non omettiamo il fatto che d'inverno, soprattutto senza le foglie, e poi gli alberi comunque sono stati distrutti, c'è anche difficoltà a nascondersi, e quindi è diventata anche una guerra più di posizione, una guerra di trincea molto sanguinosa. Adesso speriamo che migliori con gli aiuti dell'Occidente e con il caldo, con l'arrivo del caldo. Cosa hai avuto paura, ovviamente, per la tua vita in certi momenti? Forse solamente all'inizio, quando prima che venissi formata dalla Legione, perché non avevo i mezzi per difendermi e per difendere. Dopodiché, soprattutto dopo quando a maggio, infatti ci sposeremo nell'anniversario del giorno in cui ci siamo conosciuti io e Victor, sono stata nel team Masada 6, e che poi è diventato successivamente, arruolandosi nell'esercito regolare e quindi non più legione sotto il Ministero della Difesa, Masada senza il 6. Sono stata con Victor e quindi la mia tranquillità è aumentata. Si è sentita più protetta, sì. Diciamo. Poi dopo che lui è stato ferito e ho dovuto cambiare squadra, perché lui purtroppo era il team leader, quindi il team si è sciolto effettivamente, e lì ero molto serena nelle forze speciali della Legione Internazionale, Ground Forces, quindi non più dell'intelligence. Ero molto serena perché il personale era estremamente qualificato, perché chiaramente operazioni speciali e quant'altro hanno necessità di un certo livello di professionalità, però anche lì è stato un momento critico, perché giustamente settembre-ottobre era un periodo molto caldo, specialmente nella regione di Kharkiv e Donbass. Però l'ho vissuta bene. Ti faccio una domanda che è molto forte, per cui se vuoi rispondermi dimmi tu. Immagino che quando ci si combatte si ha a che fare con la morte. Ti è capitato di avere a che fare con la morte di qualcuno, del nemico, tra virgolette? Beh, lì la morte è più o meno ovunque, cioè dalla parte nostra, dalla parte loro, poi anche comunque procedere in mezzo a un territorio in cui ci sono stati dei combattimenti, insomma l'odore, quello che vedi è un po' forte, però io più che concentrarmi su quello che rimaneva del nemico, la cosa che mi faceva stare male era vedere i civili
che anche magari quando scappavano venivano attaccati e uccisi. Attaccati e uccisi dai russi, anche e soprattutto nei momenti di evacuazione. Quindi è stato Ti è capitato, te lo dico proprio papà, ti è capitato di dover uccidere? Ah, questa è una domanda che... Come chiedere a una donna quanto peso, quanti anni ha? Ecco. Un soldato che fa il soldato per motivi di valori non se ne vanta, capito? No, quindi, certo. E non è una cosa che io non dirò mai. Io all'inizio della guerra, io per primo ho fatto questa domanda ai colleghi della Legione: ma voi avete ucciso? Quanti ne avete uccisi? Loro mi hanno fatto un discorso che da quel momento lì ho giurato che non avrei detto se ho ucciso o se non ho ucciso, quindi lascio il beneficio del dubbio. Certo, io te l'ho detto, insomma, se è una domanda forte, insomma, che la faccio da giornalista e comprendo la risposta. Allora, poi a un certo punto, un po' forse spinta anche da Victor, mi dicevi, se non sbaglio, la decisione di cambiare approccio, nel senso che c'è il combattimento, ma c'è anche, visto anche la grande difficoltà delle persone, di aiutare. Quindi allora, cosa cambia? Victor in realtà mi ha convinta a lasciare il fronte e è stata una decisione dura, perché in quel momento comunque lasciavo i colleghi e anche il supporto che davo ai civili come soldato, perché comunque noi aiutavamo i civili anche non solo come soldati ma anche come in prima persona, magari lasciavamo dei soldi o portavamo del cibo, quello che avanzava a noi o quello che ci davano i volontari. Io ho sempre fatto attivismo, comunque promuovevo tutti i movimenti di informazione indipendenti in Italia che raccoglievano aiuti umanitari e li spedivano a noi, che noi stessi comunque li distribuivamo già prima della nostra fondazione. E poi io comunque ero stata io in realtà all'inizio dell'estate a dire: non abbiamo l'equipaggiamento adeguato, abbiamo bisogno di equipaggiamento, cibo, medicine e tutto quanto, quindi creiamo una qualcosa per raccogliere i fondi e permetterci di lavorare, di sopravvivere e anche aiutare il prossimo, perché poi quello che raccoglievamo che a noi non serviva lo distribuiamo a tutti gli altri colleghi del nostro plotone piuttosto che di altre unità. E perciò quando è successo che Victor ha chiuso il contratto e ha chiesto a me di stargli vicino e l'abbiamo chiuso insieme, alla fine abbiamo detto: ecco, questo è il nostro momento per poter non lasciare il fronte ma cambiare magari anche direzione, una direzione un po' più umanitaria, un po' più comunque volontaria, non militare, e questo è quello che alla fine sono i frutti, sono tante collaborazioni, tanta unità, tante persone che si vogliono bene, si aiutano a vicenda. Quanto c'è bisogno di questi aiuti? C'è bisogno moltissimo, tra l'altro io 2 giorni fa sono stata, mercoledì sono stata alla raccolta, alla distribuzione mensile ai profughi ucraini a Verona e l'associazione Le Malve di Ucraina si lamentava che non c'era abbastanza per sfamare tutti. Tra l'altro loro si occupano soprattutto delle persone ucraine malate oncologiche che stanno anche in cura lì a Verona e purtroppo io pensavo, io aiuto sempre in Ucraina, però mi sono resa conto che c'è tanto da fare qua in Italia, ma veramente tanto, ci siamo fermati. Purtroppo la guerra non è una questione di interesse così, di giornalistico, eccetera, è una questione di interesse, di necessità di persone vive. Quindi nel momento in cui cala l'attenzione, cala l'informazione, però le persone restano senza gli aiuti di cui c'hanno bisogno. Sono comunque nuclei familiari, parliamo di donne con bambini o al seguito persone anziane e anche persone malate, capito? Tu chi meglio di te, secondo te quanto potrà andare avanti una situazione del genere? Perché adesso è di fatto uno stallo, chiamiamolo così. Da una parte ci sono anche critiche all'invio di armi,
le minacce della Russia, se arrivano le armi poi è una dichiarazione di guerra. C'è una paura anche comprensibile di molti paesi o di molta gente che se l'escalation... Io sottolineo che l'Italia è nella lista nera della Russia dall'inizio della guerra, quindi qualunque cosa noi facessimo non cambierebbe le carte in tavola. E ripetiamo, l'Ucraina è lo scudo dell'Europa, è la fortezza dell'Europa e comunque ci sono delle responsabilità che sono state omesse dall'inizio della guerra che sono passate sotto traccia. La Russia ha invaso l'Ucraina già nel 2014, si sono appropriati della Crimea dopo che, secondo degli accordi, questa era stata ceduta all'Ucraina anche a seguito della denuclearizzazione dell'Ucraina. Loro hanno portato via delle armi, le flotte all'Ucraina e adesso gliele stanno rivoltando contro. C'erano degli accordi che la Russia per prima non ha Quanto potrà andare avanti una situazione del genere, secondo te? Tu che l'hai vissuta. Io penso che adesso è un'incognita, potremo sapere meglio gli sviluppi con l'arrivo del caldo, con l'arrivo magari delle foglie, per la possibilità anche di provare a procedere, soprattutto dopo questa invasione su larga scala estremamente violenta, dopo tutti i crimini di guerra che sono stati fatti. L'Ucraina, gli ucraini, non sto parlando del governo, sto parlando degli ucraini perché il governo fa le veci del popolo e questo è quello che il popolo ucraino vuole. Loro adesso vogliono anche la Crimea indietro perché sono state violate le donne ucraine, sono state distrutte le città, le case degli ucraini, sono stati deportati i bambini e adesso gli ucraini hanno detto basta. Cioè, noi adesso andiamo fino in fondo perché questa è la nostra terra, è la nostra cultura, perché ripetiamo che comunque la Russia da secoli comunque mina la cultura ucraina, dice che l'ucraino non esiste, che l'Ucraina non esiste, quando in realtà, se vogliamo proprio dirla, l'Ucraina esiste da prima della Russia. Quindi sostanzialmente tu credi che la pace sia possibile solo con o la sconfitta di Putin o il ritiro di Putin? Io penso che la pace possa essere il più vicina possibile se i civili russi si ribellassero, sì, perché sarebbe il caso anche che il popolo russo aprisse gli occhi e, come ha già fatto anche di recente una manifestazione che dopo tanti anni finalmente è stata autorizzata a favore dell'Ucraina con 50.000 persone a Mosca. E bisogna anche lasciare la libertà di parola alle persone in Russia di esprimersi, non che vengano picchiati alle manifestazioni per la pace o fatti sparire. Quindi secondo me... Il popolo è anche immagino chi sta intorno a Putin, perché forse il popolo da solo non basta. E il popolo secondo me ha paura di Putin, perché comunque è una dittatura, una tirannia, però sicuramente ognuno è fattore del proprio destino, io credo nel libero arbitrio e soprattutto che solo uniti si può fare la differenza, soprattutto in queste situazioni in cui il governo non può seguire o non seguire, cioè procede indipendente dalle decisioni di quello che alla fine è il pubblico. Il tempo sta per finire, allora importante, comunque venga che ci sia la pace. Allora lo faccio rivedere qui. Io se posso, sì, a parte tutte le persone che collaborano con me, vorrei ringraziare mio papà che mi ha seguito dall'inizio della guerra, nonostante le sue stesse difficoltà. Mi ha appoggiato, supportato e non ha mai fatto mancare il suo sostegno. Certo, indubbiamente è fondamentale questo. Sabato, domani, dalle 5 dalle 3 alle 17, Piazza 9 Martiri, quindi proprio in centro a Mira, manifestazione per la pace in Ucraina. E raccolta di aiuti umanitari. E raccolta di aiuti umanitari, fondamentale. Allora siateci in tanti davvero perché è importante. Io ringrazio davvero Giulia Schiff per essere stata con noi. Ci vedremo anche domani ovviamente, racconteremo come è andata, grazie anche della tua sincerità e della tua forza. Grazie davvero. Allora adesso dico alla regia, torniamo a parlare di sicurezza e poi torneremo alla questione Venezia.
con Oderzo, abbiamo parlato della sicurezza a Treviso, ma c'è anche Oderzo che fa i conti con la sicurezza, 3 rapine in pochi giorni in una via, e ovviamente le persone, soprattutto le donne, perché gli obiettivi sono le donne, non sono tranquilli. Vediamo il servizio, grazie a Giulia Schiff. Grazie a voi. Verso le 8:15, 8:30 di un lunedì sera hanno aggredito appunto queste ragazze, lei era salita in auto e da come abbiamo capito, da come ci hanno detto, insomma ci hanno riferito, praticamente l'aggressore ha aperto il portellone della macchina passeggera, hanno preso la borsa e appunto è andato via con la borsa. Oderzo fa i conti con l'ennesima rapina in 10 giorni. Ad essere prese di mira donne sole che parcheggiano l'auto in via Cesare Battisti e che vengono rapinate della borsetta. L'ultima della serie è ai danni di una signora di 50 anni aggredita e rapinata mentre saliva nella sua auto. Ho paura a scendere quando guardo la bimba qui col buio alla sera. Mi fa paura. Pensa che si potrebbe fare qualcosa? Sì, prima di tutto più luce. E dopo un po' di sorveglianza di più, perché specialmente su quella siepe là ho il terrore. Sempre nella zona di via Cesare Battisti, nel cuore della città, un altro caso davanti a un supermercato a poche decine di metri dal parcheggio, e ora gli abitanti hanno paura. Certo che si ha paura di sera qua, sempre, perché non c'è illuminazione e poi si vede tanta gente che non è... come si dice, ci sta guardando, ci spia, hanno tempo di vedere le nostre cosa facciamo, come si dice, insomma, come ci muoviamo, ecco, e non siamo sicuri, perché abbiamo paura anche dell'ombra, diciamo qua. Nella via che porta al centro è pieno di negozi. Gli stessi esercenti, che preferiscono non farsi riprendere dalle telecamere, sembrano tuttavia rassegnati. Le denunce sono state presentate all'Arma, ma rimane la preoccupazione. Non possiamo pretendere di avere i vigili davanti al negozio quando chiudiamo. Abbiamo orari diversi e bisognerà un po' alla volta darci una mano, chiudere tutti assieme, stesso orario, e accompagnarci uno con l'altro alle macchine. Una notizia che riguarda Alfredo Cospito, l'anarchico. La procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, e il sostituto Nicola Bali ci hanno dato parere negativo alla richiesta di differimento pena con detenzione domiciliare presentata da Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame contro il 41 bis da oltre 5 mesi. Dopo l'udienza che si è tenuta stamane all'ospedale di San Paolo di Milano, i giudici della sorveglianza avranno 5 giorni di tempo per decidere sulla istanza, quindi parere negativo ai domiciliari è una decisione che ovviamente non fa che aumentare la tensione di una situazione che riguarda la giornata di domani a Venezia. Come sapete c'è questa manifestazione non autorizzata degli anarchici che scendono in piazza, dovrebbero scendere in piazza a Venezia, a Campo Santa Margherita, in solidarietà a Juan Sorroque, che è l'anarchico spagnolo in carcere, già stato condannato in primo grado per gli ordigni esplosi al K3 nel 2018, la sede della Lega a Villorba, ma chiaramente il tema Cospito resta forte anche in questa manifestazione. Allora, lo abbiamo raccontato ieri, lo rivediamo, c'è stata l'ordinanza sui plateatici da parte del sindaco Brugnaro. Ce n'è un'altra di questa mattina, la racconteremo subito dopo, ma allora sentiamo intanto le parole di Brugnaro ieri rivolte evidentemente ai manifestanti. Speriamo non succeda niente, noi ci stiamo preparando, lo dico a tutti, magari state a casa, non è il caso veniate a Venezia. A Venezia non sopportiamo la violenza. L'invito "state a casa" è una città che intanto si prepara alla manifestazione non autorizzata che il tam tam dei social ha fissato per sabato 25 in Campo Santa Margherita. Questa mattina gli agenti della polizia locale hanno notificato agli ultimi titolari di bar e attività del campo, sono 30 in tutto, l'ordinanza firmata ieri dal primo cittadino che era stato avvisato dalla prefettura del possibile pericolo. A fiancheggiare gli anarchici in rivolta per chiedere la scarcerazione dello spagnolo Sorroque, condannato per l'attentato intimidatorio alla sede della Lega, e rinvigoriti dalla causa Cospito, potrebbero arrivare anche i temuti black bloc. Il sindaco non ha nascosto oggi la sua preoccupazione, dicendosi costretto a chiedere per questo un sacrificio alle attività del campo. Speriamo che
che non vengano a Venezia per distruggere come purtroppo spesso è successo. Noi ci opponiamo a questo, Venezia è un patrimonio dell'umanità, non è consentito distruggere cose che non sono irripetibili. Ennesima difficile prova che i nostri esercenti insieme a tutti i cittadini dovranno affrontare. Si respira sgomento e paura tra i colleghi. Così Tommaso Sichero, vicepresidente vicario della EPE di Venezia. C'è incredulità, dice, nel vedere come manifestazioni non autorizzate come questa possano condizionare una città fragile come Venezia e la sua economia. Penalizzati anche i banchi del mercato comunale. La prefettura ha già predisposto un piano per l'ordine e la sicurezza, prevista anche la deviazione del traffico acqueo verso percorsi alternativi. Diverse però sono le incognite, a partire dall'orario. E allora non solo i plateatici, anche una ordinanza del Comune di Venezia, il divieto di vendita da asporto di bevande in bottiglia o contenitori in vetro, lattine chiuse o bottiglie di plastica tappate, ovviamente sempre per evitare che ci siano situazioni di violenza nel pomeriggio di domani. Ordinanze e decisioni che però fanno arrabbiare i gestori dei locali della zona, che dicono si doveva fermare questa cosa a Piazzale Roma. Noi per chiedere uno spazio pubblico, per chiedere l'aggiunta di una sedia o di un tavolino, dobbiamo fare 1000 richieste e aspettare 6-7 mesi. Questi non autorizzati fanno quello che vogliono, si è capovolto tutto. Quanto perdi come incasso di un sabato? Io perdo tanto perché comunque io il sabato apro alle 8 del mattino e chiudo anche a mezzanotte. Dai 2.000 ai 4.000 euro di perdite, gli esercenti di Campo Santa Margherita gridano all'ingiustizia. Saranno loro a pagare il prezzo più alto per una manifestazione che ancora viaggia solo sul web. Dobbiamo lavorare il sabato, che si lavora di più di tutti i giorni, quindi non so cosa facciamo. Chiudiamo e speriamo che finisca subito e le riapriamo subito. Noi lavoriamo sabato un po' altrimenti quello che è alto soldi, perché ci sono gente sabato vengono a Venezia per vedere, se non lavoro quindi comunque era meno. Mi sembra impossibile che non si possa fermarli prima. Non dovrebbero neanche farli arrivare qua, quindi se li bloccassero a Piazzale Roma non ci sarebbe problema. Qua siamo in 30 solo in questa piazza, 30 attività commerciali, anche di più, che verranno penalizzate. Sedie da stipare all'interno e così i posti alternativi ai plateatici si riducono ancora di più. Non ci sanno dire quando finisce, non ci sanno dire se possiamo lavorare e se fanno danni chi li paga? La notizia si è già diffusa anche tra i residenti. I black bloc si mettono in mezzo, si infiltrano per fare danni, per far diventare questa manifestazione qualcosa che non va bene. Se sono qua io vado di là, trovo una scappatoia come passaggio, ecco. Certo non mi avventuro qua e spero che sia ben sorvegliata soprattutto. L'ordinanza avrà validità fino alla dichiarazione di cessata esigenza da parte delle autorità. E a noi non ci paga nessuno. Sei arrabbiata? Molto, molto. Restiamo a Venezia. Venezia deve avere a che fare anche con i cafoni dei tuffi, lo vedremo fra poco, però c'è anche la stagione croceristica alle porte. Ieri il punto della situazione con le previsioni della croceristica. Le crociere a Venezia arrivano. Nel 2021 avevamo approdi 0, nel 2023 abbiamo lavorato. Con una previsione di 500.000 passeggeri a fronte dei 238.000 del 2022 e per il 2027 si parla di 1 milione di croceristi, il doppio, di cui 900.000 in modalità home port con 385 toccate di grandi navi. Sono questi in proiezione i numeri che potrebbe raggiungere il porto di Venezia. La cosa più importante è che riusciremo ad avere la disponibilità delle banchine di Fusina, che non solo consentiranno di avere un maggior numero di navi, che rispetto al 2022 saranno circa un 36% in più, ma la qualità dei croceristi sarà notevolmente diversa, perché a Fusina riusciremo a ospitare navi di lusso che quindi si fermeranno più di una notte a Venezia e quindi non sarà semplicemente un mordi e fuggi. Il nostro obiettivo è quello di portare navi ovviamente necessariamente più piccole, con un numero di passeggeri minore, ma che si fermino più tempo a Venezia. Le stime sono state rese note nel corso della presentazione della stagione croceristica, occasione anche per fare il punto sugli interventi futuri. Avremo Canale Nord lato nord, una banchina, un ormeggio disponibile.
In futuro progettiamo e realizziamo una stazione marittima con 2 ormeggi da 300 metri, canale nord lato nord, e in parallelo andiamo a lavorare sull'accessibilità, cioè caratterizzazione, progettazione e adeguamento del canale Malamocco-Marghera e del Vittorio Emanuele in modo minimale, cioè andiamo a studiare una classe di navi che possa in modo ovviamente compatibile con i ritmi della laguna transitare tra Marghera e Venezia. E poi ci sono le cafonate dei tuffi anche molto pericolose. Allora, l'abbiamo fatto vedere all'inizio della nostra prima edizione, lo rivediamo, l'incredibile video tra l'incredulità dei presenti di questo tuffo dal palazzo a Venezia. Guardiamo. La mia posta. Oh, vai. No. No. Piano mai. Ma da dove si è buttato? Dal tetto nostro? Ma come l'ha fatto arrivare? L'incredulità davvero, allora sentiamo, l'abbiamo prima dette, c'era un tweet di Brugnaro, del sindaco, sentiamo le parole proprio di Brugnaro su questo, le facciamo sentire ora. Vediamo se riesco a farlo partire. E poi se pubblicherà sta roba sui social, lui e il suo compare, adesso stiamo cercando di identificarli. Ho mandato una pattuglia a vedere se per caso come è fatto a andare sul tetto. A parte che ha rischiato anche la vita, perché se vedete il tuffo, insomma, però sono veri delinquenti che non si rendono conto del pericolo che creano alla città. Pensate se passa una barca sotto, perché sembra colpa io, pazienza. Io faccio appello alle persone, non fate a gara, dico ai ragazzi, non fate a gara per fare qualche like in più sui social, fate queste stupidaggini qua. No, non l'abbiamo ancora identificato, erano in 2 però, perché c'era lui che ha saltato e l'altro sotto gli faceva il video, insomma, per cui stiamo cercando di vedere dove abitano, dove sono venuti fuori, anche per capire come sono andati sul tetto. Denunciarlo più che possiamo, è che la legge è quella che è, insomma, cioè, purtroppo sono sempre denunce a piede libero, però lo dico ai giovani, guardate che vi rischiate di rovinarvi la vita per queste robe qua, quando sarà il momento, un domani, che dovrete vivere la vostra vita seria, poi verranno fuori queste stupidate che avete fatto e sono atti delinquenziali. Il monito di Luigi Brugnaro, insomma, per questo fatto. Adesso cambiamo argomento, parliamo di lavoro. Questa mattina in 500 erano attesi a Limena per un concorso per 6 posti da dipendente pubblico in consiglio regionale. Allora, alla ricerca di questo posto di lavoro, la nostra Chiara Gaiani è andata proprio a vedere come stava andando. A te, Chiara. Buongiorno, ci troviamo davanti alla sede del Crown Hotel di Limena dove si sta svolgendo questa prova di concorso, è il primo concorso per il Consiglio regionale del Veneto. Signora, lei parteciperà a questo concorso, le chiediamo da dove arriva intanto. Arrivo da Padova, in realtà arrivo dalla Moldavia, sono 18 anni che sono in Italia e sì, arrivo da Padova che è qua vicino. Quindi lei è cittadina italiana ed ha i requisiti per partecipare al concorso? Sì. Nel 2021 ho preso la cittadinanza e adesso partecipo, sì, sono molto felice di questo. Come ha saputo di questo concorso? Perché frequento molto i siti delle istituzioni, di tutte le istituzioni, e comunque che è la trasparenza delle istituzioni, dove lì ci sono tutte le informazioni per accedere ai concorsi. Lei sta lavorando in questo momento? In questo momento no, non sto lavorando perché ho avuto un contratto a tempo determinato, mi è scaduto e posso permettermi di studiare e magari di poter accedere cioè di poter riuscire ad avere un contratto a tempo indeterminato. È questa la cosa più importante. Siete in 500 per 6 posti. Che tipo di speranze ha di ottenerlo questo posto? Spero tante, però ci provo, ecco. L'importante è provare.
anche questa esperienza comunque. Vediamo se riusciamo ad avvicinare anche qualche altra persona che partecipa al concorso, vediamo se avete voglia di raccontarci il perché siete qui al concorso. Nessuna di voi? So che lei è già stata avvicinata. Sono di dov'è? Sono di dov'è? Ce lo dice di dov'è, signora? Cotevico, provincia di Padova. Lei sta lavorando in questo momento però? Sì, sto lavorando. Però la regione le dà più garanzie, più sicurezza? Sicuramente, sono una partita IVA, quindi sarebbe un bel salto. 6 posti, che speranze si dà di riuscire a partecipare? A vincere? Beh, si partecipa, poi se si vince ok, se no pazienza, sarà un altro. Ecco, vi raccontiamo che ci sono davvero persone di tutte le età qui, ci sono persone che arrivano da tutta Italia, molte però anche le persone che arrivano dal Veneto, tante stanno già lavorando, alcune di queste persone invece sono alla ricerca di un posto di lavoro, sono 6 poi i posti che andranno, sono a concorso in questo momento, 2 riservati all'interno, la categoria C1 per fare assistenza agli organi del Consiglio regionale. 500 domande, davvero tante, per questo la prova si svolge al Crown Hotel Plaza del Veneto. Questa è la prova scritta, ci sarà poi una prova orale. Da Padova ringrazio per la collaborazione tecnica Federico Cibotto e restituisco la linea allo studio. Grazie a Chiara Gaiani e a Federico Cibotto. Restiamo nel Padovano, ma per tornare alla cronaca con dei tori in fuga lungo la Monselice Mare. Ah, ecco, vedete, scusatemi, era una RV, una notizia con immagini, non un servizio. Allora, cosa è successo? Rivediamo le immagini. C'è stato questa mattina un incidente lungo la Monselice Mare all'altezza di Pozzonovo. Un camion adibito al trasporto animale si è ribaltato e ovviamente gli animali sono usciti e sono rimasti lungo la strada a lungo tempo prima di essere poi recuperati dalle forze dell'ordine. Chiaramente questa situazione ha provocato qualche disagio alla circolazione. Allora torniamo a Venezia per parlare della promozione dei parchi regionali del Veneto. C'è stata una presentazione questa mattina con un testimonial d'eccezione, Sammy Basso. Il nostro Filippo Fois ha seguito questa presentazione, quindi parliamo del patrimonio dei parchi in Veneto da tutelare e da anche arricchire, da far conoscere. Filippo Fois da Venezia. Buongiorno da Venezia, prendiamo la linea da Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale del Veneto. Accanto a noi c'è Sammy Basso, che è il testimonial 2023 dei parchi naturali del Veneto. Non solo una passione, ma una passione che è arrivata anche alla laurea, perché lei, Basso, è laureato in scienze naturali, per cui può offrirci uno sguardo completo, ed è quello che farà per quello che riguarda i tesori nascosti del patrimonio naturalistico veneto. Sì, da Veneto e anche da biologo sono particolarmente felice, poi appunto il mio background è naturalistico ed è bello ritornare un po' a quell'ambito di studio, anche perché i parchi del Veneto, i parchi naturali, hanno veramente tanto, ma tantissimo da dire, da offrire, ed è bello scoprirli perché tante cose non le sapevo neanch'io. Allora, vediamo un po', sono 5 parchi naturali, io li leggo per non dimenticarne nessuno, che sono quello delle Dolomiti d'Ampezzo, il Parco regionale della Lissinia, il Parco regionale del Fiume Sile, dei Colli Euganei e del Delta del Po. Qual è il preferito? Impossibile scegliere, perché tutti quanti, ed è quello che poi noi vorremmo mostrare con questi video, con queste testimonianze, perché alla fine lo sono, è che tutti questi parchi hanno qualcosa di unico che non si può trovare negli altri parchi. In effetti dalle Dolomiti al Delta del Po presumo che ci sia una bella differenza. È tantissimo, ma questa è proprio la ricchezza del nostro territorio, e noi abbiamo
dai monti alle colline, ai laghi, alla laguna, insomma, che ci contraddistingue, e tutto in un territorio relativamente piccolo. Nicola, tra l'altro si è parlato molto spesso del Veneto per quello che riguarda il consumo di suolo, ed effettivamente la nostra è una regione in cui si è consumato tantissimo suolo, c'è stata molta cementificazione negli ultimi 50 anni, però esistono delle aree molto grandi che sono tra l'altro preservate, che vale la pena di scoprire. Vale la pena di scoprirle, sì, proprio perché sono state scelte come aree da preservare, perché offrivano proprio un qualcosa di unico, un qualcosa di speciale. Però è anche una forma mentis, dunque scoprire questi parchi, apprezzare le bellezze che sono in questi, e anche un dire ok, prendo consapevolezza di quella che è la nostra terra e anche di quanto dunque sia giusto e utile preservarla, non solo in questi parchi ma nella sua totalità, e dunque anche nel capire sempre di più, e credo che questo comunque il mondo ci indirizzi a farlo, come possono convivere magari l'urbanizzazione con la preservazione dell'ambiente naturale. C'è poca consapevolezza secondo lei dell'esistenza di questi parchi naturali anche tra i veneti, che magari non ci sono mai stati? Lo dico senza vergogna, li conoscevo pochissimo anch'io. E sì, conosciamo poco i parchi, conosciamo molto di più magari le città venete, che per carità sono gioielli inestimabili in tutto il mondo, però abbiamo anche delle bellezze naturali incredibili, dunque spesso magari andiamo all'estero per vedere certe bellezze naturali, ma io stesso l'ho fatto e mi sono commosso davanti al cielo stellato del deserto, nel Nevada, però qui in Veneto ci possiamo commuovere in maniera altrettanto forte, proprio vedendo queste opere artistiche che, per chi crede nel buon Dio, il buon Dio ha creato, comunque che la natura ha preservato per noi. In conclusione di collegamento, qual è l'invito che vogliamo lanciare oggi in questa occasione ai nostri telespettatori? L'invito è proprio quello di andare a vedere questi parchi naturali, andarli a vedere ma viverli, dunque proprio lasciare anche che ci coinvolgano, che ci svuotino un po' e che poi ci riempino di cose nuove. Credo che il contatto con la natura sia proprio questo, ma poi anche di viverli informandosi di dove siamo, proprio di andarli non solo a visitare per fare la passeggiata, che va benissimo, perché va benissimo anche quello, però anche dire ok, questi parchi offrono veramente tanto, scopriamoli. È un arricchimento personale. Ci saranno anche dei video, tra l'altro, che saranno girati o sono già stati girati, in cui spiega un pochino quali sono le particolarità naturalistiche. Sì, ci saranno dei video che sono proprio uno strumento per fare questo invito che abbiamo anche appena fatto. Non saranno video che spiegano nella completezza il parco naturale in cui magari di cui si parla, perché sarebbe impossibile, però saranno dei video in cui si danno delle pillole, degli input, una curiosità particolare di quel parco che poi possa fare da gancio e dunque interessare chi vede il video e dire ok, vado in questo parco perché c'è questa particolarità, sapendo però che ce ne sono altre 100 almeno. Grazie a Semibasso, testimonial 2023 dei parchi naturali del Veneto, e per cui l'invito insomma è a andare ad apprezzare tutte le ricchezze naturalistiche che ha la nostra regione, magari in compagnia anche dei suggerimenti che ci offrirà Semibasso, che lo ricordiamo è laureato in scienze naturali. Per ora da Venezia è tutto, vi restituiamo la linea. Grazie a Filippo Fois. Da Filippo Fois a Venezia, a Ferdinando Garavello a Cittadella, che diventa capitale del turismo caseario in questi giorni. A te Ferdinando. Buongiorno anche ai nostri telespettatori. Siamo a Cittadella, siamo con il sindaco di Cittadella Luca Pierobon. Oggi è stata presentata l'edizione 2023 di Formaggi in Villa, una manifestazione che porterà tantissimi amanti del mondo caseario qui a Cittadella, ma non solo, perché ci sarà sì il formaggio, ma ci sarà anche molto altro. Diciamo che è un passo in avanti verso un nuovo tipo di turismo al quale una
città meravigliosa come Cittadella, con la sua cinta muraria, con tutte le sue eccellenze, può dirsi già avanti, precursore quasi dei tempi, è vero Sindaco? Sì, buongiorno a tutti intanto. Sicuramente questo è il nostro obiettivo, quest'anno è la seconda edizione, l'11ª per la manifestazione, però da 2 anni si è trasferita all'interno delle nostre mura. È chiaro che l'obiettivo è questo, appunto, quello di collegare quello che è la cultura, quella che è la storia del nostro territorio. Noi abbiamo la fortuna di avere delle mura stupende che hanno compiuto 800 anni nel 2020, di collegarlo con tutto quello che è l'enogastronomia a livello nazionale e addirittura anche internazionale. Ecco, noi viviamo in una regione, ma questo lo sappiamo tutti, dove l'enogastronomia è un'eccellenza a livello nazionale e giustamente, come dice il Sindaco, internazionale. Che cosa può offrire un luogo come Cittadella agli amanti del gusto, della cultura, dell'arte? Logicamente, oltre a fornire e a offrire tutti i prodotti caseari di altissima qualità che avremo all'interno delle nostre mura, appunto dal 14 al 17 di aprile, offrire anche la possibilità, insomma, a chi vuole, da un assaggio ad un altro, un acquisto ad un altro, di poter girare per il nostro territorio, camminare sopra le nostre mura, visitare il Teatro Sociale, il Palazzo Pretorio, il Museo del Duomo, insomma tutto quello che c'è da vedere di cultura. Una buona pausa dopo aver fatto una buona degustazione. Ecco Sindaco, dopo il Covid sta ripartendo tutto, si sta cambiando tutto, sta cambiando anche il mondo del turismo. Voi avete visto un cambiamento in questi flussi? Sì, siamo ritornati ai livelli pre-Covid, abbiamo avuto anche la fortuna, grazie a un grande lavoro da parte dell'ufficio turistico di tutta l'amministrazione comunale, ma anche delle amministrazioni comunali precedenti, di arrivare al 5° posto nelle migliori destinazioni turistiche europee. Questo è un altro volano che vede, insomma, il ritorno dei turisti a Cittadella. Siamo attorno sempre agli 80.000-90.000 persone sopra le mura. Una novità, ecco, il numero maggiore sono gli statunitensi, quando invece eravamo abituati ad avere magari quelli che provengono dall'Europa, in particolare i tedeschi. Però è chiaro che aspettiamo l'estate per rivedere, ecco, i flussi degli europei che ritorneranno in Italia a visitare le grandi città turistiche da Venezia, Verona, Padova, però ecco con la tappa quasi obbligata ormai nelle nostre stupende mura di Cittadella. Allora, noi ringraziamo il sindaco di Cittadella Luca Pierobon. Adesso torniamo dentro perché magari stanno tagliando qualche forma di asiago stagionato che è bene assaggiare, per capire cosa ci sarà qui a Cittadella, ma non solo durante questa primavera e poi durante il resto dell'anno, quindi vi torniamo alla linea. Grazie a Ferdinando, buon appetito, beato te. Adesso, prima di andare in pubblicità, vi faccio vedere delle immagini della nostra Valentina Visentin che si trova in centro a Padova, Piazza Eremitani. Nella zona di Piazza Eremitani c'è stata una 52enne che è stata travolta da un'auto ed è in gravi condizioni a Padova. L'auto che ha anche travolto dei tavolini, per fortuna vuoti. Stavano aspettando una festa di laurea in zona, fortunatamente quindi non c'erano in quel momento altre persone. Comunque una donna di 52 anni in codice rosso che è stata travolta da un'auto nella zona di Piazza Eremitani a Padova. Queste sono le immagini girate sul luogo in questo momento dalla nostra Valentina Visentin, che ringraziamo. Allora, adesso qualche istante per vedere le previsioni del tempo, la pubblicità, rientreremo poi in diretta con la parte politica, i nostri ospiti politici, e ripartiremo sentendo le parole di Marco Travaglio, giornalista e direttore del Fatto Quotidiano, che domani è proprio a Padova al Teatro Geox alle 21 con il suo spettacolo emblematico, il titolo emblematico I migliori danni della nostra vita, una disamina della situazione politica. Era ospite del direttore Luigi Baccialli a Focus Marco Travaglio. Allora vedremo alcune sue considerazioni, analisi sul governo Meloni, ma anche sulla guerra e sulla tenuta del governo di fronte all'escalation della guerra in Ucraina. Subito dopo la pubblicità, quindi vedremo le parole di Travaglio e poi partiremo da qui per commentare insieme i vari fatti della politica. A fra poco. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al Meteo. La pressione cede lievemente sul nostro territorio per l'influenza della coda di una perturbazione atlantica che interesserà con qualche pioggia soltanto i settori alpini. Ma vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di venerdì 24 marzo ci mostra uno scenario stabile in pianura con tanto sole, annuvolamenti e schiarite invece in montagna con qualche precipitazione specie verso sera.
Temperature stazionarie minime tra 7 e 11 gradi, massime invece tra i 14 e i 20 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo coperto sui monti dove verso sera inizierà a piovere, altrove più sole con poche nubi sparse. Temperature minime sui 9-10 gradi, massime intorno ai 14-17 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà per lo più nuvoloso sui settori settentrionali con alcune deboli piogge a partire dal pomeriggio, più asciutto invece altrove. Temperature minime sui 9-10 gradi, massime oscillanti tra i 21 e i 23 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in nostra compagnia. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Ricorderai il 2007 quando uscì La casta di Stella Erizzo, che fu il detonatore, no? Nello stesso anno c'era Santoro con Anno Zero, c'era i V-Day di Beppe Grillo, ed è lì che abbiamo tutti insieme come elettori spezzato quel finto bipolarismo dove vinceva la destra e vinceva la sinistra e non è che si notasse questa grande differenza. L'impressione era sempre quella di puntare su una roulette truccata dove vinceva il banco, il casinò. E quindi nacque poi in varie forme quello che è stato demonizzato e criminalizzato come populismo, come sovranismo, e che in realtà è semplicemente una voglia matta di un rinnovamento che a volte poi si rivela tale, altre volte si rivela finto. Pensiamo soltanto a meteore della politica che sembravano avere in mano l'Italia e doverla tenere in pugno per 20 anni, come Renzi, come Salvini, che poi sono tramontati come Di Maio, che sono tramontati in poco tempo. E adesso abbiamo la novità della Meloni, la novità della Schlein, e vediamo quanto durano. Ci sono alcuni sciocchi che pensano che la Meloni abbia vinto perché Draghi è caduto, a parte il fatto che Draghi avrebbe dovuto comunque concludere il suo mandato all'inizio di quest'anno perché la legislatura era finita, ma voglio dire, basta studiare quello che è successo nell'anno e mezzo del governo Draghi per rendersi conto che la Meloni è arrivata al 26% al 25 settembre perché è nato il governo Draghi, non perché è caduto. Lei è stata premiata per essere stata l'unica a rimanere fuori da quel governo e per essere rimasta fuori negli ultimi 10 anni dopo che era caduto il governo di cui lei faceva parte come ministro della gioventù, il terzo governo Berlusconi. Quindi non è che la Meloni ha vinto perché è caduto Draghi, la Meloni ha vinto perché c'è stato Draghi e perché hanno fatto l'ennesima ammucchiata che ha premiato l'unica che stava fuori. Esattamente come ai tempi di Monti, quando si ammucchiarono tutti nella speranza di arginare l'arrivo dei 5 Stelle, dei barbari, e il risultato fu che i 5 Stelle passarono da 0 a 25,5%, cioè presero gli stessi voti che ha preso la Meloni adesso. Quindi cerco di rimettere un po' in ordine, non è che faccio una cosa contro la Meloni, critico la Meloni per le cose che non condivido ovviamente, ma cerco di spiegare come il sistema di potere che cerca sempre di allontanare gli outsider in realtà poi fa il loro gioco. Fare una previsione a 5 anni è difficilissimo in una politica che cambia in pochi mesi e con un'opinione pubblica che si innamora e si disamora dei leader ormai in brevissimo tempo. Se pensi che nel 2019 Salvini vinse le europee col 34%, i sondaggisti nell'estate del papete della crisi del Conte 1 lo davano al 40%, tant'è che si era illuso di andare alle elezioni a settembre e di prendere i pieni poteri, e adesso è sotto il 10%. La volatilità del consenso è tale per cui è difficile immaginare che cosa succederà in questi 5 anni. Certo, le insidie maggiori per la Meloni sono dentro la sua maggioranza, soprattutto se l'escalation andrà avanti e se l'opinione pubblica sarà sempre più insofferente nei confronti del bellicismo
e dei sacrifici che inevitabilmente si deve fare per mandare armi, per mandare soldi a uno Stato così disastrato come l'Ucraina. Quindi penso che il messaggio che ha mandato la Lega e in parte Forza Italia in questi giorni, non schierando nemmeno i ministri durante la relazione del Presidente del Consiglio alla vigilia del Consiglio d'Europa, sono dei campanelli d'allarme. Se ci dovesse essere un'escalation ulteriore, se oltre alle armi sempre più sofisticate che ci chiedono di mandare, ci dovessero chiedere addirittura di mandare delle truppe, adesso dicono che dobbiamo mandare 300.000 truppe europee al confine, ma se le mandi al confine è perché devono essere pronte a superarlo. Ecco, quando si arrivasse a una escalation a quel livello, perché l'escalation va sempre in su, quindi prima o poi ci chiederanno probabilmente anche questo, perché scopriranno che il vero handicap dell'Ucraina non è la mancanza di armi, è la mancanza di uomini. E quindi se si arrivasse a superare, a rompere anche quel tabù, io non lo so se tutti seguirebbero la Meloni nel suo atlantismo acritico e un po' beota. Allora così Marco Travaglio, rieccoci in diretta, era ospite del direttore Luigi Baccialli a Focus, presentando poi la serata di domani al Teatro Geox, i migliori danni della nostra vita. E dunque ripartiamo proprio da qui con la politica, parlando della guerra, della tenuta del governo sulla guerra. Saluto e ringrazio per essere qui con noi Federico Caner della Lega, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Approfitterò di lei anche come assessore regionale ovviamente all'agricoltura e al turismo. Omar Bau, Terzo Polo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Collegata via Skype, Erika Baldin, Movimento 5 Stelle, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Allora, è interessante quello che ha detto Travaglio anche sul consenso di Meloni. Insomma, ha detto Meloni ha raggiunto questo risultato non perché è caduto il governo, ma perché è nato il governo Draghi, ma magari lo affrontiamo dopo. Però mi interessava la sua analisi sulla questione della guerra. E Travaglio dice il pericolo maggiore per il governo, per la tenuta del governo Meloni è proprio questo, se l'escalation come pare diventa sempre più forte, e cioè trovare una sintesi tra la linea sempre più atlantista, la chiamata beota, attaccandola ovviamente Travaglio, e quella invece diversa di Lega e Forza Italia. Allora parto proprio dalla Lega. Può essere davvero la guerra e l'escalation della guerra a portare in crisi il governo Meloni? A domanda secca rispondo con domanda secca. No, non credo che questo governo possa entrare in crisi su queste tematiche. Credo altresì però che sia fondamentale un confronto tra le diverse anime al governo. Non è un mistero che la Lega da questo punto di vista sia sempre stata scettica verso un certo tipo di atteggiamento che non sia quello invece di cercare la pace. Questo è fondamentale, lo è prima di tutto nei confronti di queste persone che stanno soffrendo, e quindi ci sono uomini, donne, bambini che rischiano e muoiono, e quindi da un punto di vista etico-sociale credo sia fondamentale impegnarsi tutti a livello internazionale, Europa in primis, per fermare la guerra. Secondo aspetto è anche di carattere economico, non dobbiamo vergognarci a dirlo, questa guerra è una guerra che sta costando tanto anche in termini economici. Io lo vedo anche in qualità di assessore, in particolare all'agricoltura, più che al turismo. Fortunatamente diciamo che i danni dal punto di vista turistico per la mancata presenza di alcuni turisti dell'est è abbastanza circoscritto, mentre l'aumento dei costi energetici, delle materie prime, la mancata esportazione dei nostri prodotti in determinati mercati ci sta mettendo in grande difficoltà. E tra l'altro queste sono partite che stiamo pagando a livello europeo e che per esempio a livello statunitense non pagano. Guardi, più di qualcuno mi sta dicendo, per esempio, all'estero, l'altro giorno parlavo con una persona che importava per lavoro betulla per fare parchetti in legno, e mi diceva: guarda, noi da quando ci sono le sanzioni europee come Italia non possiamo più importare nulla dalla Russia, cioè vietata l'importazione, dobbiamo andare su altri mercati, tra l'altro pagandoli di più, mentre gli Stati Uniti stanno continuando a importare direttamente dalla Russia materiale, magari con, come si può dire, con dazi più elevati, però continuano a importarlo. Ora, viene spontanea una domanda, no? Cioè, se ci sono sanzioni di questo tipo, se c'è una presa di posizione internazionale nei confronti della Russia, perché questa diversificazione tra Europa e la stessa America? Ovvio che di fronte a una situazione di questo tipo
due domande ce le facciamo, no? E quindi non vorrei che questa guerra, oltre, ripeto, a fare dei danni di carattere morale, etico, umano, cioè morti che non vogliamo, arriva anche a danneggiare fortemente l'Europa. Ecco, non vorrei che andassimo dentro un sistema con un'escalation che rischia di alzarsi sempre di più, che comporta grandi difficoltà. Quindi come Lega siamo molto critici e bisognerà trovare una sintesi, però, perché Meloni, diciamo che il suo atteggiamento è sempre più verso, come diceva Travaglio, un atlantismo, insomma, quindi un certo percorso. Certo, è vero che il Presidente Meloni va in questa direzione, però è anche vero che possa essere riportata a più miti consigli nel caso in cui ci sia appunto un'escalation che preveda un coinvolgimento più importante della NATO e quindi anche dell'Italia, cosa su cui noi non siamo molto d'accordo. Allora, vengo subito anche da Baù e da Baldin su questo, prima però vedo collegate, allora apriamo una velocissima finestra per la cronaca. Abbiamo detto prima una donna in gravi condizioni a Padova che è stata travolta da un'auto, siamo in zona Piazza Eremitani. Valentina, ti chiedo proprio 2 minuti secchi, raccontaci la situazione. Sono ancora in corso i rilievi per questo incidente in una zona, tra le altre cose, pedonale. L'auto non ha frenato ma è andata dritta, sradicando un paletto che bloccava il traffico. Lì erano già allestiti dei tavolini dove si doveva tenere anche un rinfresco di laurea. Fortunatamente erano vuoti, altrimenti veramente il bilancio sarebbe stato ben più grave. Al momento la donna investita che stava passeggiando è ricoverata in gravi condizioni per i traumi riportati. Qui con me c'è anche l'assessore alla sicurezza e alla polizia municipale Diego Bonavina. Assessore, poteva essere una strage, per fortuna insomma i tavolini erano vuoti. Ma sì, innanzitutto il primo pensiero va alla donna che purtroppo è rimasta coinvolta in questo incidente, e quindi il primo pensiero va veramente a lei, a cui va il più grande in bocca al lupo per una guarigione più veloce possibile. E poi sì, è un fatto veramente strano, chiaramente non possiamo dire nulla perché è talmente tanto strano che sembra perfino impossibile che possa essere capitato. Quindi attendiamo gli accertamenti, la polizia locale è immediatamente intervenuta, sta facendo tutti i rilievi, per cui capiremo nelle prossime ore quello che effettivamente è successo. Chiaro che siamo in pieno centro, ai margini di una zona pedonale, in una zona a traffico limitato, con dei plateatici. Effettivamente devo dire che siamo stati molto molto fortunati da questo punto di vista. Grazie Assessore, secondo una prima ricostruzione sembra che l'auto dovesse fare questa manovra, entrare in questo garage, ma qualcosa è andato storto ed è andata dritta, sradicando il paletto che bloccava il traffico e l'accesso all'area pedonale, investendo la donna che stava passeggiando, travolgendo e facendo effetto domino questi scooter fino a fermarsi lì dove la vedete ancora parcheggiata, e travolgendo anche quei tavolini che stavano per essere appunto preparati per un ricevimento di laurea. Abbiamo raccolto anche le testimonianze di alcune persone che hanno visto la scena, hanno visto l'auto andare dritta senza fermarsi, quindi adesso sarà da capire cosa sia accaduto, se la conducente ha avuto un malore o se ci sia stato un problema all'auto. Questi sono gli primi aggiornamenti che abbiamo raccolto, ovviamente ulteriori aggiornamenti su questo fatto di cronaca nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Benissimo, grazie a Valentina Visentin. C'è anche un grave incidente a Follina in questo momento, potrebbe essere un incidente mortale, vi daremo ulteriori informazioni tra poco. Allora, torniamo invece alla questione guerra. Baù, la questione, siamo di fronte a uno stallo, ma uno stallo che potrebbe portare a un'escalation, come la vede? Certo, intanto un pensiero anch'io alla donna, alla signora che è stata travolta, e un augurio di pronta guarigione. Tornando invece alla sua domanda, allora noi, a differenza del collega della Lega, noi siamo molto d'accordo con la linea atlantista di Giorgia Meloni. Cosa significa? Che noi crediamo che l'Italia, perché è una nazione seria ed è un paese che rispetta gli accordi, debba andare avanti in maniera decisa nella sua alleanza atlantica e nella sua alleanza europea.
Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo dare il nostro pieno supporto all'Ucraina e costringere la Russia a sedersi a un tavolo di pace, perché chiaramente la pace è vogliamo una guerra perpetua, la pace è l'obiettivo finale, però questo, cioè che la Russia si sieda a un tavolo di pace, può avvenire solo quando la Russia ritira le proprie truppe da tutti i territori occupati, perché ricordiamolo, questa è una guerra di invasione, non è che qualcuno ha deciso di fare la guerra perché piace. L'Ucraina si sta difendendo dall'invasione russa e sta difendendo anche tutti i valori di libertà che sono i nostri valori europei, quindi questo è il punto principale. Per quanto riguarda invece la tenuta del governo, io in realtà ho dei dubbi che questo non sia una causa di crisi a lungo termine, perché è chiaro che Fratelli d'Italia e da una parte, mentre dall'altra Lega e anche Forza Italia, per anche gli ovvi rapporti di amicizia tra il presidente Berlusconi e Vladimir Putin, abbiano una linea molto più soft con la Russia. Quindi ho paura che su una questione così importante alla lunga ci possa essere una crisi di governo su questo. Baldin, allora Baou ha una posizione diversa insomma, rispetto a quella di Caner. Baldin, lei come la vede? Ho un'altra posizione ancora, perché ecco, la terza via, come si può dire. Non so se ci potrà essere una crisi di governo in questo senso, ma sicuramente una crisi del paese certamente, perché lo stiamo già vedendo. Abbiamo un aumento dell'inflazione impressionante, prezzi che sono schizzati alle stelle su tutta l'economia del paese. Parliamo di alimenti prima di tutto, quindi la necessità di mangiare credo sia indubbia da parte di tutti e quindi di questo stiamo parlando, di un problema enorme che non sappiamo più come gestire. È vero che la maggior parte degli italiani è contro all'invio di nuove armi e continuando ad inviare queste armi che sono sempre più potenti, testimonianza del fatto che anche la Gran Bretagna sta pensando di mandare bombe all'uranio impoliverito, e questo è un altro tema che spero insomma vi sia ampia discussione prima di arrivare a questo, perché effettivamente sarà la fine, perché sappiamo le conseguenze di questo materiale. E credo che dovremmo fare molto di più sul piano diplomatico, perché andando avanti di questo passo non si sa dove potremo effettivamente arrivare. Sappiamo anche che la Cina ha espresso grande sostegno alla Russia in questi giorni e la difficoltà per il nostro paese è quella di appunto sopravvivere a tutto questo, a questi fatti che stanno avvenendo. La responsabilità di questo governo deve essere appunto mettere in sicurezza il paese Italia, pensare prima di tutto al benessere dei propri cittadini. Qui non si parla, non vi è in discussione l'appartenenza atlantista o meno, qui si cerca di aprire uno spiraglio di quello che può essere una discussione su come proseguire, perché andando avanti così è evidente ci sarà sempre di più un'escalation con conseguenze terribili per la popolazione sia ucraina sia quella russa, l'aggressore naturalmente, e non dobbiamo arrivare a effetti disastrosi nel territorio ucraino. Va messo sul piatto un accordo. Non sono io a dire quale questo sia, ma sicuramente maggiore impegno da parte di tutte le forze sia statali che internazionali va messo. Questa è la nostra posizione, credo che sia anche diciamo, condivisa dalla maggior parte del popolo italiano. Non ci possiamo permettere ancora mesi e anni di guerra alle porte dell'Europa, che poi si dice alle porte dell'Europa, ma per la verità incide direttamente anche sulla nostra economia e sulla nostra anche tenuta democratica. Quindi, detto questo, spero si arrivi il prima possibile, anche se la vedo comunque una battaglia lunga e difficile, perché tanti sono gli interessi in ballo in questa guerra. Vedevo annuire Caner, questa sintonia giallo-verde un po' d'antan. No, la collega Baldin ha annunciato la terza via. In realtà Erika è un po' anche quello che ho detto io, cioè nel senso che anche noi non è che vogliamo mettere in discussione l'alleanza atlantista, sia chiaro. Sto dicendo anch'io, come hai detto tu, e su questo concordo, che sia necessario pensare a un piano di pace
e non penso che l'invio di ulteriori armi, aumentare questa escalation, possa portare alla pace, anzi il rischio è quello di andare incontro a una vera e propria guerra totale nucleare. Puntare alla sconfitta, diciamo, della Russia in termini militari non mi sembra una via saggia, tant'è vero che più di qualcuno a livello internazionale lo sta dicendo, e tra l'altro anche negli stessi Stati Uniti ci sono molte correnti di pensiero politiche che stanno cercando anche di portare ai più miti consigli il presidente Biden da questo punto di vista, proprio per le ragioni che dicevi anche tu, il fatto che la Cina si stia saldando con la Russia, non solo dal punto di vista militare ma anche negli interessi economici. Quindi credo anch'io sia saggio per tutti fermarsi un attimo, ma è ovvio che se le condizioni sono quelle che per andare a discutere la Russia si deve totalmente ritirare, cioè praticamente una totale disfatta di Caporetto, è ovvio che loro non lo faranno mai, ma non si può. Quando si fa una trattativa bisogna portare ambe le parti a sedersi a un tavolo e ambedue le parti devono essere disposte a rinunciare a qualcosa. Quando si fanno gli accordi, anche gli accordi politici funzionano così, non esiste un accordo dove uno dice va bene, tratto con te a condizione che 100% ho ragione io, cioè non è possibile, quindi la richiesta che facciamo noi è in sostanza questa, ma nessuno mette in discussione l'alleanza atlantista. Sì, allora, premesso che nessuno vuole un'escalation, quindi nessuno vuole le truppe in campo, anche perché le truppe in campo potrebbero portare addirittura all'uso di armi più potenti, che nessuno vuole, e nessuno vuole neanche la disfatta militare della Russia, perché la Russia è una delle più grandi potenze del mondo militari, quindi banalmente non avverrà. Però è questo che si sta chiedendo. Quello che si sta chiedendo è il ritiro delle truppe, ma che lo trovo logico. Come facciamo a dire? Cioè lei ha appena detto ognuno deve cedere. Noi non stiamo dicendo che c'era un territorio conteso e quindi si sono messi a fare la guerra per quel territorio confeso. No, l'Ucraina era una nazione integra, era una nazione con tutte le proprie capisaldi, eccetera, libertà e i propri diritti, e nel 2014 ha iniziato la Russia invadendo la Crimea e l'anno scorso, 22 marzo 2022, se non ricordo male, la Russia l'ha invasa ancora. Quindi io lo trovo banalizzante andare a dire dobbiamo dire all'Ucraina che deve un attimo anche lei mettersi d'accordo. Però nel 2014 erano stati presi degli accordi che sono stati disattesi. Quindi voglio dire, quello che sto dicendo io è che... Quindi questo giustifica l'invasione dell'anno scorso? No, assolutamente no, nessuno giustifica l'invasione, però quantomeno io non ho mai sentito nessuno dire alla Russia guarda, ti ritiri, però contemporaneamente offriamo questo, che ne so, io non sono certo io o lei che dobbiamo fare le trattative, però grazie a Dio, esatto, però possiamo ipotizzare per esempio che qualcuno dica bene, cara Russia, tu ti devi ritirare, però per esempio, che ne so, garantisco un referendum internazionale sotto l'egida dell'ONU nei territori del Donbass e della Crimea. Non ho sentito nessuno dire una cosa di questo tipo, cioè l'unica cosa che si dice: vi ritirate e dopodiché cominciamo a trattare. Bene, allora se ci si mette dall'altra parte uno dice io mi devo ritirare a fronte di cosa? Cioè le trattative non funzionano così, scusate. È solo questo che dico io, ma non si tratta di dire che Putin ha fatto bene a invadere, assolutamente no. Putin ha sbagliato a invadere, Putin ha sbagliato tante cose, però mi sembra di capire che dall'altra parte non ci sia una grande volontà nel dirimere questa questione, anzi certe dichiarazioni che sento, tra cui quelle ultime inglesi sulle bombe all'uranio impoverito, voglio dire, francamente, a me preoccupano prima che come politico, come cittadino, perché il rischio di una guerra nucleare c'è e sappiamo benissimo che il popolo italiano non vuole questo, lo ha dichiarato, lo ha detto, ma non solo il popolo italiano, il popolo europeo e il popolo mondiale, tutto qua. Posso replicare? Sì. Allora, chiaramente comunque il popolo italiano ha votato in maggioranza il partito di Fratelli d'Italia, che era sempre stato che ha sempre sostenuto Giorgia Meloni, anche l'opposizione del governo Draghi, con forza l'Alleanza Atlantica, quindi il popolo italiano per me anche sta supportando il governo in questo, uno. Invece per quanto riguarda sulla trattativa, che le do ragione, cioè quello è il punto finale, siamo tutti d'accordo, la pace, il problema è come ci arriviamo. Certo. In una trattativa vince chi comunque ne dà un punto più forza.
chi tratta da un punto che è un punto di maggior forza, e quindi è questo, io credo, quello che si punta a livello internazionale. Si punta ad avere un maggiore vantaggio sul terreno con la Russia per poi portarla al tavolo. E aggiungo... Che però, scusi, è la stessa cosa che sta facendo la Russia ed è il motivo per cui non si ritirerà mai. Ma qua invece su questa cosa noi dobbiamo giocare il lato forza, l'Europa. Cioè abbiamo da un lato, come ha detto lei giustamente, la Cina che sta saldando con la Russia, e questo è un grande shift a livello internazionale delle alleanze. Abbiamo l'America che comunque, come sempre, guarda un po' anche i propri interessi economici. Per me questo invece è il momento in cui l'Europa con forza abbiamo il mercato unico più grande al mondo, abbiamo una popolazione totale tra le più ampie al mondo, dovrebbe in quel momento riuscire a con forza portare al tavolo ambedue le parti e fare da garante. Questo è quello che per me dovrebbe, come vediamo anche il governo che lei sostiene, che voi sostenete, per me ha un'autorevolezza che può riuscire a portare a fare l'Europa, far fare l'Europa questo passo. Baldin vuole chiudere perché vorrei cambiare argomento o vuole dire qualcos'altro? La nostra posizione è molto chiara e lineare, insomma, non si può tra l'altro fare un paragone con l'invio ripetuto di armi da parte del nostro paese, perché all'inizio ci si apprestava a mandare armi solamente per la difesa. Da lì in poi però ci sono stati un susseguirsi di invio di armi sempre più potenti, con le ultime novità, insomma, che abbiamo sentito anche da parte di altri paesi. Quindi queste armi di aggressione in realtà hanno esacerbato gli animi, anziché andare verso la soluzione che tutti stiamo auspicando, ma che non si realizza con le parole, bisogna praticarlo con i fatti. Quindi se vogliamo che questo conflitto, che è dannosissimo soprattutto per il nostro paese, cessi il prima possibile, bisogna assolutamente smetterla di inviare ulteriori armi di natura aggressiva e obbligare i paesi a sedersi a un tavolo diplomatico per trovare una soluzione, un accordo. Un accordo chiaramente non sarà mai soddisfacente al 100% per nessuno, bisogna trovare una soluzione di compromesso, questo è evidente. Non c'è compromesso invece su un tema come quello della siccità. Allora c'è un'emergenza sempre più forte, anticipata rispetto a quella dell'anno scorso. Riparto proprio da lei, Baldin. Allora, in questi giorni la nomina del commissario straordinario. Le chiedo: A, serve il commissario, serviva il commissario, servirà? B, c'è un'ordinanza regionale, però in molti chiedono che anche i comuni facciano le ordinanze. Può bastare l'ordinanza regionale o devono muoversi i comuni? Ma il commissario serve in fase di emergenza e purtroppo la realtà ci mostra una situazione che ormai va avanti da tanti anni. Ovviamente quest'anno la situazione è ancora più critica perché la siccità è iniziata molto prima, quindi c'è da attendersi un'estate veramente difficile, soprattutto per l'agricoltura. Parlo io perché sono di un territorio dove l'agricoltura la fa da padrone e viviamo costantemente d'estate il problema della risalita del cuneo salino, ovvero del sale all'interno dei corsi d'acqua e dei fiumi. Se la Regione, con i consorzi di bonifica, con aiuti ovviamente statali e anche da parte dei comuni, non si attrezza il prima possibile per fare questi sbarramenti che impediscono la risalita del cuneo salino, io la vedo molto molto dura proprio per i nostri agricoltori. Parliamo di progetti che sono già stati diciamo avvallati negli anni e che sono ancora da costruire, ancora da cantierizzare. Alcuni dovrebbero partire a breve, si parla di altri progetti in altre zone di questo genere, ma è evidente che la soluzione non la si può trovare invitando i cittadini a fare attenzione sul consumo idrico. Questo certamente sì aiuta, ma non è una soluzione. Dobbiamo anche intervenire sulla rete di distribuzione dell'acqua, dove ci sono tantissimi buchi ed è una delle peggiori in questo senso a livello europeo. Quindi gli interventi che io mi sarei aspettata da parte del Paese sarebbero stati nel verso di una maggiore attenzione al problema della siccità, al problema dell'approvvigionamento idrico, magari utilizzando i fondi del PNRR, che avrebbe avuto come pilastro proprio l'acqua, che è un bene essenziale per tutti noi, per noi cittadini prima di tutti e anche per i nostri agricoltori.
Naturalmente poi ci si deve interrogare anche sulla qualità dell'acqua e anche qui c'è un altro buco nero. Caner. Ma guardi, la situazione, intanto bene che si sia nominato comunque un commissario straordinario, perché in certe situazioni bisogna anche andare in deroga alle normative. Noi sappiamo che questo è un paese che purtroppo per certi versi ha anche troppe leggi, troppi controllori e a volte non si riesce a fare ciò che si dovrebbe fare anche per semplici motivi legati alla burocrazia. Quindi il commissario da questo punto di vista può aiutare. Però vede, ci sono due situazioni che devono essere affrontate. Una è quella attuale emergenziale, l'altra è di programmazione. Cioè voglio dire, oggi come oggi non c'è acqua, cioè non piove e c'è poca acqua. Quindi prima cosa, quella che c'è deve essere utilizzata dando delle priorità a livello nazionale. La prima priorità è il consumo umano, quindi potabile per l'uomo in sostanza, perché noi viviamo di acqua e poi abbiamo anche l'uso domestico che è fondamentale, in primis bere, secondo poi lavarci e tutti gli usi che facciamo. Poi arriva l'uso agricolo. Ovvio che da assessore all'agricoltura sono molto preoccupato da questo punto di vista, perché il rischio è proprio quello di non riuscire ad avere acqua sufficiente per le nostre coltivazioni. Già si stanno, mi conferma, scegliendo assolutamente sì. di non fare certe coltivazioni. Ma certo, no? Gli agricoltori che da questo punto di vista sono imprenditori, sono più avanti di noi, avevano già capito qualche mese fa che saremmo andati verso un'estate siccitosa e difficile. Quindi molti hanno già deciso di piantare, di coltivare, diciamo magari, che ne so, piantare frumento invece che mais, che ha meno bisogno di risorse idriche, cioè fare delle scelte di colture meno impattanti dal punto di vista della necessità di assorbire acqua, e quindi questo l'hanno già fatto, ma non è sufficiente. Ma vede, mentre in agricoltura noi possiamo anche arrivare a chiedere al governo di dire mettete risorse a disposizione per ristorare i danni che avremo in agricoltura, che li avremo già, magari non sappiamo ancora quantificare quanto in base a come andrà la stagione nei prossimi mesi, ma cominciamo già ad averli. Il rischio vero è però avere la mancanza di acqua, ripeto, per il consumo umano. Quindi cominciare a dire, per esempio, a chi l'acqua ce l'ha, magari in poche quantità, ma ce l'ha e la tiene stivata in alcune dighe, per esempio, penso anche ai colleghi amici del Trentino Alto Adige, i quali anche loro sono in difficoltà, per carità di Dio, però invece di pensare a fare energia elettrica, in questo momento, siccome la legge parla chiaro e dice primo consumo umano, secondo agricolo e in terza battuta soltanto per l'utilizzo di energia elettrica, un commissario può queste cose dirle, può imporle, certo, e può dire alle autorità di bacino attenzione perché queste sono le priorità, e quindi se deve dare l'ordine a qualcuno di rilasciare acqua lo può fare. Quindi questo è in primis ed è fondamentale. Secondo lei il commissario dovrebbe dire al Trentino? Beh, al Trentino o alle altre regioni, perché ovviamente io parlo in questo caso da Veneto e quindi noi abbiamo la necessità in particolare col Trentino Alto Adige, poi abbiamo qualcosa anche nel nostro bellunese, ma la Lombardia per esempio ha lo stesso identico problema, no? Per quindi il commissario dovrebbe imporre una situazione. Il commissario deve fare una verifica della situazione, capire dove c'è acqua e dove poterla portare in sostanza, e lo può fare andando in deroga a molte normative. Questa è la prima cosa. La seconda fondamentale sono le infrastrutture, però è ovvio che se voi mi fate la domanda oggi cosa possiamo fare, è ovvio che oggi possiamo agire sulla prima parte, ciò che vi dicevo, perché le infrastrutture, anche andando in deroga, ci vogliono 3, 4, 5, 7 anni per realizzare bacini, per esempio, invasi, ed è ovvio che la soluzione per il futuro sarà quella. Lo diceva anche ieri un premio Nobel che ascoltavo sull'acqua, e diceva esattamente questo, cioè noi abbiamo la necessità di avere degli invasi che ci consentano di raccogliere l'acqua quando è in eccesso, perché purtroppo ultimamente pioverà sempre più spesso in maniera concentrata, quindi avremo molta concentrazione d'acqua che addirittura farà dei danni perché rischia di scivolare sul territorio, no? Perché magari il terreno non la assorbe, quindi noi dobbiamo avere la capacità di immagazzinarla e di utilizzarla. Però per fare questo servono anni di investimenti. Però c'è anche la rete idrica da mettere a posto. E anche la rete idrica da mettere a posto. In Italia su 2 litri, 1 litro lo perdiamo. Attenzione, nel trasporto dell'acqua potabile. Molti consorzi si lamentano del fatto che i fondi del PNRR sono stati usati pochissimo per questo problema. E hanno ragione, hanno perfettamente ragione, tant'è vero che noi come Regione abbiamo messo le disponibilità che abbiamo, ma sono poche francamente, perché guardate che solo per il Veneto si parla di 3 miliardi di euro di investimento. Allora è vero che il governo in questo, e questo l'abbiamo chiesto, io l'ho chiesto anche in qualità di coordinatore della CPA, della Commissione Politica Agricola e Nazionale, quindi coordinando gli altri miei colleghi assessori delle altre regioni, abbiamo chiesto
di rivedere il PNRR. Cioè non si possono fare investimenti su cose dove non gliene frega niente a nessuno, no? Tra cui mettere a posto lo stadio di Firenze, rispetto invece alla necessità di fare bacini, fare opere di collegamento. Poco tempo fa col ministro Salvini abbiamo inaugurato il LEB, il Lessinio Euganeo Berico, cioè che è un canale fondamentale per il trasporto dell'acqua dall'Adige cioè bisogna fare interventi di questo tipo. I consorzi di bonifica devono avere i soldi per poter intervenire, tra cui anche il tema del combattere il cuneo salino, che però anche qui dico, questo è fondamentale perché è la risalita dell'acqua salata, però è anche vero che se nel frattempo non scende l'acqua dolce, anche se non impediamo all'acqua salata di entrare, manca comunque l'acqua dolce. Sì, come concordo, in realtà è una spiegazione molto pragmatica e noi sul pragmatismo siamo sempre abbastanza favorevoli, e concordo anche che la soluzione sarà a lungo termine comunque costruire degli incavi che possano andare a raccogliere l'acqua piovana, perché purtroppo la situazione questa è. E il problema è adesso, come diceva giustamente l'assessore, ci sono oltre, se non sbaglio, circa 300.000 aziende animali e, qua in Veneto, animali e agricole che hanno in numero, che hanno problemi appunto con l'acqua, e noi dobbiamo pensare a quelle. Quindi ben venga il commissario, ben venga un commissario che abbia poteri straordinari per poter andare ad aggirare le norme, perché siamo un paese che adora la burocrazia, quindi che possa intervenire in maniera efficace. Ed è giusto anche fare una programmazione di lungo termine, cioè che io sapendo la situazione, da qua a 5-10 anni vada a prevedere degli interventi strutturali che vanno a cambiarla. La domanda che mi faccio io e che si dovrebbero fare tutti i cittadini è: sapendo che il riscaldamento globale non è una cosa che è successa ieri, sapendo che è una situazione che ricapita negli ultimi anni sempre di più, perché questi interventi strutturali non sono stati fatti prima? Anche il discorso, ad esempio, della rete idrica. È vero che è un problema e lo sapevamo anche da un po', quindi c'è sempre una mancanza di programmazione alla base che proprio va a incidere il metodo di fare politica, il metodo di fare le cose. Cioè le cose le si sanno perché abbiamo tutti gli studi, fior di università che fanno studi e ricerche, cerchiamo un attimo di pensare prima alle cose che avvengono e non ragionare giorno per giorno. Quindi questo è un po' l'invito. Non trovarsi sempre con l'acqua alla gola, che direi che in questo caso sarebbe anche positivo. In questo caso sarebbe ottimale. Allora, pubblicità, poi affrontiamo altri temi. Rieccoci in diretta, andiamo veloci perché il tempo è tiranno. Vi siete persi uno straordinario consulto tecnologico tra Canere e Baul su Facebook, va bene. Allora, la questione sicurezza, ne abbiamo parlato nella prima parte del nostro telegiornale e ampiamente ieri, ne torneremo a parlare anche oggi. Il caso del bengalese scarcerato che poi ha ferito il volontario della Caritas, riportato insomma in primo piano il tema anche della giustizia, della stretta della giustizia, della sicurezza a Treviso, che è un tema molto elettorale di queste settimane, di questi giorni. Dall'altra parte, lo dicevamo sempre all'inizio, c'è la scarcerazione tra virgolette facile, dall'altra il richiamo di Strasburgo che dice: nelle carceri italiane sono violente, sovraffellate, e viene chiesto nuovamente l'abolizione dell'isolamento diurno e il riesame del 41 bis, altro tema che poi ci porterebbe a parlare anche degli anarchici a Venezia, ma non so se avremo il tempo. Allora, Baldin, c'è un tema di sicurezza e di giustizia da affrontare sia a livello governativo che a livello locale? Ma diciamo che non trovo grosse differenze in questo periodo rispetto a periodi precedenti. Il problema chiaramente va gestito, la pena deve avere una funzione punitiva ma anche di rieducazione, ricordiamolo sempre, perché se una persona entra in carcere si spera sempre che dal carcere poi tragga quegli insegnamenti o quelle riflessioni che poi lo facciano diventare, una volta uscito, un cittadino migliore, un cittadino retto in tutti i sensi. E il tema comunque si fonda sulla prevenzione, perché il problema è gestire una sacca vedo purtroppo tantissimi giovani che delinquono
questo succede nelle città, ma anche in quelle più piccole, appunto, dove ci sono le famose baby gang che si sono organizzate, insomma, tra reati di vario genere. Quindi una funzione preventiva che deve partire sia dalle associazioni, che ringraziamo tutti per le azioni che fanno, ma non possono essere lasciate sole, quindi serve la mano pubblica, serve il comune. Servono spazi di aggregazione anche in questi comuni, perché il problema principale è che quando non ci sono spazi di aggregazione sani, questi vengono cercati magari in posti che sani non lo sono, e quindi lì si scatenano appunto sacche di questo tipo di criminalità proprio giovanile. E diciamo che in questi anni ho visto tantissimo, come dire, uso un termine forte, tantissimo marcio proprio nei pressi della stazione di Mestre, ed è un dato di fatto, insomma, che nei pressi delle stazioni vi è un alto livello di degrado in alcuni casi, e in quello di Mestre devo dire che la situazione purtroppo è peggiorata, quindi serve da parte delle amministrazioni comunali una attenzione maggiore in questi casi, e anche appunto ai fini di prevenire situazioni come quelle che abbiamo visto nella cronaca nera di questi giorni. Caner. Il ministro Nordio, insomma, trevigiano, più volte si è espresso su tanti temi, ha diversi nodi da sciogliere come ministro ovviamente della giustizia, ma c'è anche un tema di certezza della pena richiesta da più persone. Assolutamente, noi siamo per la certezza della pena. È anche vero, e sembra una cosa, diciamo, quasi, quanto sto per dire, contrastante rispetto alla posizione che noi abbiamo come Lega, ma in realtà non è così. È necessario anche costruire carceri nuove, perché il tema che abbiamo visto legato alla sovrappopolazione in carcere è un problema, perché poi si evitano anche di tenere le persone in carcere, quindi si scarcerano coloro i quali hanno fatto magari dei reati minori, proprio perché siamo in una condizione in cui non riusciamo a trattenere le persone che in realtà hanno commesso gravi fatti. Quindi servono carceri nuovi, sicuramente anche adeguati dal punto di vista infrastrutturale. Ricordo che all'epoca nostri ministri della giustizia posero il problema proprio della costruzione di nuove carceri, perché altrimenti noi non siamo in grado di diciamo, garantire la certezza della pena, perché questo è un problema che di fatto sussiste, ossia il fatto che a volte si fanno, se vi ricordate, a volte anche in maniera periodica qualche indulto proprio per liberare qualcuno e evitare il sovraffollamento in carcere, ma questa non è la soluzione, non è corretto agire così, perché poi succedono i casi come quelli accaduti a Treviso, ma invece ritengo che sia necessario avere strutture adeguate, strutture dove si fa anche rieducazione, perché ho provato, diciamo, anche in maniera empirica che i carcerati che seguono dei corsi all'interno dei carceri e che si appassionano a un qualcosa, fanno della formazione in maniera tale che quando poi escono dalle carceri possano trovare anche un lavoro, altrimenti la prima cosa che fanno è tornare a delinquere e quindi poi rientrare in carcere e creare di nuovo sovraffollamento. Ecco, io penso che questo sia un approccio serio al tema, ovviamente con la certezza della pena, cioè il tema non è che siccome non ho posto allora evito di mandarti in carcere, no, tu devi pagare la tua pena, devo metterti nella condizione di essere in un posto adeguato e soprattutto puntare alla rieducazione, perché altrimenti continuiamo a creare nuova criminalità. Sì, questo è un discorso che per me va a guardare un po' tutto il discorso giustizia, e noi come Azione, c'è il nostro referente che è Costa, che è un grande esperto di giustizia. Noi eravamo anche grandi sostenitori del referendum insieme alla Lega per il sì, per il referendum sulla giustizia. Questo perché in realtà il tema giustizia è molto complesso. Ad esempio sulle carceri immagino che ci sia il sovraffollamento, ora a memoria di percentuali il 35% di persone che sono attualmente in carcere sono persone che sono sotto misura cautelare, quindi non sono state condannate né niente, sono là in attesa di processo. Quindi capiamo che abbiamo un carcere sovraffollato di cui il 35% di persone sono là in attesa,
forse non è un sistema che funziona. Quindi l'invito, più che sulla cosa in particolare di cui stiamo parlando adesso, ci vorrebbe a tutto tondo una riforma della giustizia complessiva, e credo che su questo concordiamo tutti, è sicuramente inevitabile. Sì. Invece per Treviso nello specifico... Scusa, c'è stato, proprio come dicevi tu, anche un abuso delle misure cautelari. Assolutamente, sì. Quindi questo va detto. Mi sento di dire che il caso di Treviso dell'altro giorno è un po' particolare, nel senso che parliamo anche di una pericolosità sociale che questa è un'altra cosa. L'ha detto anche il procuratore, non giustificava una scarcerazione vista la pericolosità sociale. Assolutamente. Infatti a Treviso allora c'è da un lato quello che può fare, che fa la giustizia, quindi io non vorrei tanto commentare la decisione del giudice perché comunque non sono avvocato e non lo farò, però vorrei un attimo puntare il focus su quello che può fare un comune. Quindi cosa può fare un comune quando ci sono delle situazioni di disagio come quella che si è creata in zona Zenzon a Treviso? Può andare a perimetrare le zone che sono effettivamente c'è una tensione sociale maggiore, e in quelle zone fare degli interventi, quindi andare a riqualificarle, sia andando a occupare gli spazi che si sono svuotati, perché dove ci sono vetrine, spazi vuoti, si accumula tipicamente del malaffare, andare a portare anche le forze di polizia, andare a rafforzare i controlli in quelle zone e chiaramente in un periodo più lungo andare a riqualificare la zona, perché tipicamente dove c'è del bello, dove ci sono dei parchi, dove ci sono delle zone vivibili, non si crea il marcio, per utilizzare le parole della consigliera Baldin. Quindi quello per me e per noi e anche per la proposta di Treviso che facciamo è quello che si può fare per una città. Ultimi minuti a proposito di Treviso, lo ricordo, questa sera alle 18 la presentazione della lista del candidato sindaco Nicolò Rocco. Dove è la presentazione? È in libreria San Leonardo, in piazza Santa Maria dei Battuti. Alle 18 di questa sera. E domani, perché lo ricordiamo anche, l'abbiamo già ricordato ieri, da oggi e domani 2 giorni di ANCI Giovani a Treviso, quindi numerose personalità e ministri. Oggi è previsto il ministro Abodi, ma domani anche i ministri Salvini, Zangrillo e Locatelli. Ci sarà anche Maria Elena Boschi. Sì. Domani saremo con Maria Elena Boschi alle terrazze di San Tommaso a Treviso, e dove appunto parleremo all'onorevole Boschi del progetto che abbiamo per la città. Allora, gli ultimissimi minuti li riservo a Federico Caner come assessore al turismo, perché ci sono delle domande che interessano nella zona del Bellunese ma anche del Trevigiano. Allora, parliamo del Nevegal, perché in questi giorni è stato riemesso in questi giorni il bando per la gestione degli impianti e in quest'ultimo periodo ci sono anche le attenzioni del versante trevigiano con la ipotesi di realizzazione di una seggiovia lato Lago delle Vine. Allora, la prima cosa che le chiedo è: quanto è fattibile questa ipotesi secondo lei? Guardi, noi abbiamo incontrato, io ho incontrato il sindaco De Pellegrin di Belluno, ci ha prospettato quelle che sono le difficoltà, le richieste per quanto riguarda il Nevegal. Abbiamo dato tutta la nostra disponibilità ad assecondare il progetto che il Comune ha, quindi si parla anche di un rifacimento della funivia, perché lì adesso entriamo su questioni anche un po' tecniche, ma diciamo che ce ne sono più di una e in realtà bisogna avere un ripensamento a 360 gradi al Nevegal, sia in ambito invernale ma anche in ambito estivo. L'impianto a fune è fondamentale, io dico sempre che gli impianti a fune sono anche mezzi di mobilità sostenibile che possono evitare anche l'utilizzo dell'auto, ma soprattutto ci consentono di poter vivere il Nevegal a pieno anche in estate, perché pensiamo adesso a tutto il tema del cicloturismo legato anche alla bicicletta elettrica, ci può essere uno sviluppo interessante. Loro ci hanno prospettato quello che è il piano, noi abbiamo dato la nostra disponibilità. Ovvio che siccome le risorse da mettere sono ingenti, nei prossimi anni noi prevederemo alcuni bandi dove loro possono partecipare e quindi abbiamo costruito un percorso. Quindi ad oggi diciamo che non abbiamo parlato di cifre, cioè non ci siamo esposti come regione nel dare delle cifre precise, ma sicuramente un aiuto arriverà e soprattutto sarà spalmato negli anni, cioè il sindaco ci ha presentato un programma che è pluriennale e anno per anno noi vedremo di poter assecondare questo sviluppo. Questo piano, esiste anche questa ipotesi seggiovia lato Lago di Revine? Ma in realtà no, noi abbiamo parlato di mettere a punto una seggiovie che sono già esistenti nel Nevegal per arrivare in cima al Nevegal, ma diciamo adesso io non ho capito bene da dove si intenda la partenza, ecco.
può essere lato Revine, nel senso lato trevigiano. Ovvio che bisogna capire da dove è questa partenza, dove è l'arrivo, però comunque è vero che si parla di rivedere l'assetto totale del Nevegale e quindi anche di vedere magari di costruire un impianto unico e non più impianti, perché poi anche la gestione ordinaria ha il suo peso, un unico impianto che arriva fino in cima, ma soprattutto anche la possibilità di creare degli accumuli di acqua, laghetti, tanto che prima parlavamo di siccità, che sono fondamentali anche per la produzione di neve d'inverno quando ce n'è. E l'accordata di imprenditori algerini, questo interesse che c'è stato? Sì, ho sentito di questo interesse, però francamente non sono a conoscenza di come andrà questo bando, chi vi parteciperà. L'importante è che ci sia la volontà da parte di qualcuno di andare in gestione, perché gli impianti adesso sono di proprietà comunale e ci vuole un privato che dia la disponibilità a gestirli. Benissimo, grazie allora, grazie, il tempo è finito, grazie a Federico Caner, grazie a Omar Bou, grazie a Erika Baldin per essere stati con noi, grazie per averci seguito, come sempre dalle 18:30 la nostra informazione torna con il telegiornale del Veneto e poi Venezia e Treviso, arrivederci.